Buongiorno, ben trovati telespettatori di Antenna 3. Ripartiamo con la nostra diretta in questo lunedì, inizio settimana contrassegnato da diversi fatti di cronaca, attualità politica. Partiamo dal territorio e partiamo dai fatti tragici che hanno contrassegnato il weekend appena trascorso su tutti, la tragedia di sabato sera a Farra di Soligo, dove ha perso la vita la 14enne Vittoria De Paoli. Il 16enne che guidava la Vespa, che si è schiantata contro il palo, si trova ancora in gravissime condizioni in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, in attesa anche di capire l'entità delle ferite riportate soprattutto alla testa. Una situazione davvero tragica, quella del giovane a perdere la vita, come sapete, come vi abbiamo raccontato per tutta la giornata di ieri, la 14enne Vittoria De Paoli, una ragazza speciale, così la ricordano tutti, che viveva una vita piena, frequentava il liceo classico, aveva anche girato alcune scene in film di caratura nazionale con attori famosi, una personalità molto espansiva, artistica, creativa, una ragazza che ha lasciato il segno, come ci ha spiegato anche nella giornata di ieri il sindaco di Masera, ma per l'appunto c'è apprensione in queste ore per il giovane, per il 16enne che guidava per l'appunto la Vespa, un ragazzo di Valdobbiadene proveniente da una nota famiglia di viticoltori della zona. Ma c'è un'altra comunità sotto shock per la perdita di una giovane vita, si tratta di Mattia da Ros, siamo a San Fior, sempre nel Trevigiano, 18 anni, ritrovato senza vita nella giornata di sabato dai genitori. Il giovane si trovava a letto, era andato semplicemente a riposarsi. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, si parla di una morte bianca, ma la Procura della Repubblica di Treviso ha disposto comunque l'autopsia. E appunto dicevamo tanti fatti tragici. Andiamo a Paese, sempre nel Trevigiano, dove domani si svolgeranno alle 15:15 nella chiesa parrocchiale di Castagnole i funerali di Elena Micarelli, la bambina, la bimba di 2 anni morta la scorsa settimana per un tumore al cervello. La piccola si trovava per qualche giorno di vacanza ad Una Verde in comune di Caorle, e qui si è sentita male, inutili i soccorsi, inutile la corsa in ospedale. Domani per l'appunto alle 15:15 i funerali a Castagnole. C'è poi il fronte del Covid-19 con il focolaio che si è aperto a Feltre attorno all'Eurobrico, il negozio di bricolage, dove all'inizio si parlava di 1-2 commessi appunto contagiati dal Covid. I tamponi sono proseguiti per tutta la giornata di ieri e i contagi perlomeno ieri sera ufficialmente erano 6, quindi 2 commessi e 4 familiari dei commessi. Non sarebbe coinvolto al momento nessun cliente. Nella giornata di oggi dovrebbero essere resi noti gli altri 18 tamponi effettuati per l'appunto nella giornata di ieri. E sempre quella di ieri è stata una giornata contrassegnata anche dalle code, da lunghe code lungo le strade. Ormai il pendolarismo nei weekend di fatto dopo il periodo del lockdown si è addirittura acuito in questo inizio d'estate. A Jesolo è entrata in vigore l'ordinanza voluta dal sindaco Zoggia, che ieri ci ha confermato come l'ordinanza appunto anti-alcol abbia già fatto le prime vittime, 10 le sanzioni elevate, 400 euro ciascuna. Questa quindi
la situazione a livello perlomeno regionale. A livello nazionale c'è tensione, continua la tensione tra alleati di governo. Questa mattina un'intervista sul Corriere della Sera del leader del Partito Democratico Zingaretti, che di fatto mette spalle al muro il Premier Conte sull'utilizzo del MES, il Fondo Salva Stati, che dovrebbe essere utilizzato per spese sanitarie. C'è poi, e cominciamo da qui, cominciamo con un contributo della regia, ci sono le parole che sono state pronunciate ieri sera a Bergamo, al cimitero monumentale, dal capo dello Stato Mattarella, che ha assistito al requiem per le vittime di Bergamo e per le vittime del coronavirus. Parole significative quelle del capo dello Stato, che ha parlato di coraggio e fiducia per guardare insieme al futuro, ma partiamo proprio dalle parole di Mattarella. Rammentiamoci delle energie morali emerse quando, chiusi nelle nostre case, stretti tra angoscia e speranza, abbiamo cominciato a chiederci come sarebbe stato il nostro futuro, il futuro della nostra Italia. La memoria ci carica di responsabilità. Senza coltivarla rischieremo di restare prigionieri di inerzie, di pigrizie, di vecchi vizi da superare. Da quanto avvenuto dobbiamo invece uscire guardando avanti, con la volontà di cambiare e di ricostruire che hanno avuto altre generazioni prima della nostra. La strada della ripartenza è stretta e in salita, va percorsa con coraggio e con determinazione, con tenacia, con ostinazione, con spirito di sacrificio. Sono le doti di questa terra che oggi parlano a tutta l'Italia per dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro. Queste quindi le parole di Mattarella, che poi ha detto una frase poi riportata da tutte le agenzie: non sarà un ritorno alla normalità, o perlomeno nulla sarà più come prima. Sentiamo ancora Mattarella. Questi mesi, contrassegnati da tanta intensa tristezza, ci hanno certamente cambiato. Hanno in larga misura modulato diversamente le nostre esistenze, le nostre relazioni, le nostre abitudini. Dire che d'ora in poi la nostra vita non sarà come prima non è la ripetizione di un luogo comune. Non sarà come prima perché ci mancheranno persone care, amici, colleghi. Non sarà come prima perché la sofferenza collettiva che all'improvviso abbiamo attraversato ha certamente inciso nella vita di ciascuno sul modo in cui si guarda alla realtà, sulle priorità, sull'ordine di valore attribuito alle cose, sull'importanza di sentirsi responsabili gli uni degli altri. Queste quindi le parole di Mattarella. Nulla sarà più come prima, non sarà un semplice ritorno alla normalità. Il Presidente si è poi anche soffermato sugli errori commessi e ha chiesto a tutti, anche alle istituzioni presenti, di riflettere su quello che è successo. Quindi non solo parole di circostanza per quanto commosse, ma anche l'invito a riflettere sui passi falsi commessi, sugli errori, questo è il termine utilizzato dal capo dello Stato. Ma ritorniamo alla cronaca, perché abbiamo un servizio proprio dell'ultima ora dalla redazione di Padova. Ieri c'è stato un altro fatto di cronaca gravissimo ad Abano Terme. Nel corso della mattinata, nella tarda mattinata, dove un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie 2 colpi secchi al petto e poi si è tolto la vita. Le condizioni della donna sono stabili, ma facciamo il punto in questo servizio.
Sono stabili le condizioni di Diana Marchiola, la 70enne di Abano Terme, che domenica mattina è stata ferita gravemente dal marito 85enne Ottorino Pellegrin, che poi si è tolto la vita. L'anziana, raggiunta al petto da un colpo di pistola, è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Padova. La prognosi resta riservata. È stata proprio lei a dare l'allarme, riuscendo a chiamare i carabinieri. Nell'abitazione di via Podrecca ad Abano è arrivata subito anche un'ambulanza che ha trasportato d'urgenza la donna in ospedale, dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Per il marito invece non c'era già più nulla da fare. Mentre Diana chiamava i soccorsi, Ottorino si è sparato al cuore. Cosa abbia scatenato questo gesto folle resta un mistero. Secondo il racconto dei vicini, i due anziani stavano bene, ma qualcosa è scattato nella mente dell'85enne, che domenica mattina ha preso la pistola che deteneva regolarmente, si è seduto in divano, ha chiamato la moglie farfugliando qualche frase, poi le ha sparato e mentre lei fuggiva a chiamare aiuto ha rivolto l'arma contro di sé e si è ucciso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Abano Terme. E rimaniamo sempre nel padovano, perché doveva tornare in Italia con un volo di Stato. Purtroppo non ce l'ha fatta ed è morta a Tokyo Sabrina Bullaro, 38enne padovana malata di fibrosi cistica. Doveva rientrare in Italia proprio in questi giorni con un volo di Stato. Purtroppo non ce l'ha fatta Sabrina Bullaro, 38enne padovana malata di fibrosi cistica, che da ottobre si trovava in Giappone. Giovedì scorso la Regione Veneto aveva confermato il rientro della donna, che da mesi si trovava bloccata a Tokyo, dove si era recata per studiare lingua e cultura giapponese. Sabrina era partita ad ottobre, poi lo scoppio della pandemia l'aveva bloccata nel paese che tanto amava. Nell'ultimo periodo le sue condizioni erano peggiorate. A maggio infatti era stata colpita da una polmonite che su di lei, affetta di fibrosi cistica, malattia genetica che colpisce proprio i polmoni, ha avuto conseguenze pesanti. Sabrina è stata ricoverata in ospedale a Tokyo, ma necessitava di cure che solo un centro specializzato come quello di Verona era in grado di darle. La corsa contro il tempo per trovare un volo che le permettesse di viaggiare in sicurezza, poi l'ultima videochiamata sabato con la famiglia. Sabrina era molto provata, si è spenta in ospedale a Tokyo, città che amava. Ora i suoi cari l'attendono a Padova per poter celebrare i funerali. Questo quindi sul fronte della cronaca. Come vedete sono tantissime le notizie che arrivano da ogni angolo del Veneto, peraltro tutte brutte notizie, ma vi do un aggiornamento invece. Questa è una buona notizia, lo vedo adesso, mi gira questo link il sindaco di Cavarzere, Henry Tomasi. Finalmente, dopo mesi da quando il tutto è iniziato, possiamo con gioia comunicare ufficialmente che tutte le persone cavarzerane colpite dal virus sono guarite. Per la prima volta non ci sono più persone in isolamento, questo quindi a Cavarzere. Un augurio innanzitutto a loro e alle famiglie per avercela fatta e per il calvario che hanno passato tra preoccupazioni, ansia, sconforto e paure. Queste quindi le parole pubblicate poco fa dal sindaco di Cavarzere. Quindi Cavarzere si aggiunge alla lista dei comuni Covid free nel Veneto. Ma vedo il nostro nuovo e primo ospite collegato, il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Partirei dalle parole importanti pronunciate ieri sera a Bergamo dal capo dello Stato Mattarella, che ha parlato sì di coraggio e fiducia per guardare al futuro, ma ha anche invitato le istituzioni a riflettere sugli errori. È il momento di cominciare a riflettere davvero sugli errori fatti, soprattutto in alcune zone d'Italia? Sì, mi pare un richiamo a livello, ovviamente per parlare per chiare su. Però del capo dello Stato e fatto bene accanto con la fiducia che è necessaria Chiedo alla regia, non sento l'audio, non so se è un problema comune. Ecco, riprendo per un attimo
la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare l'audio con il sottosegretario all'economia Baretta. Ecco, stavamo parlando delle parole pronunciate a Bergamo dal capo dello Stato Mattarella, che abbiamo sentito in apertura. Vedo che adesso il sottosegretario si è anche dotato di auricolare, vediamo se funziona il collegamento. Mi sente? Sì, mi sente la sento forte e chiaro, sottosegretario. Ecco, parlavamo di scusate. questi errori commessi, ecco, ci stava dicendo questo. Sì, diciamo è evidente che in questo periodo nel quale abbiamo dovuto anche affrontare una situazione totalmente inedita, totalmente imprevista, ci sono state grande buona volontà da parte di tutti, anche delle istituzioni. Devo dire, l'idea di aver messo in campo 80 miliardi per sostenere le persone, le famiglie, l'economia è un segnale di uno Stato che c'è, però non c'è dubbio che ci sono stati limiti, errori sia sul piano sanitario sia sul piano gestionale, e quindi sì, come diceva lei, è il momento, è sempre il momento, ma adesso là in particolare, perché lo dobbiamo fare immediatamente a caldo, avere l'umiltà di riconoscere tutti, senza inutili polemiche, dove si è sbagliato, per fare meglio, per migliorare la situazione della burocrazia, per migliorare la sanità e fare in modo che i cittadini siano più tranquilli delle loro istituzioni. Oggi, sottosegretario, c'è un fatto politico, ci sono delle dichiarazioni particolarmente forti rilasciate dal segretario del Partito Democratico al Corriere della Sera, che di fatto mette il Premier Conte un po' con le spalle al muro sul fronte del MES. Dice: dobbiamo prendere una decisione immediata sull'utilizzo di questi fondi in arrivo dall'Europa, e dobbiamo farlo prima di arrivare all'approvazione del Recovery Fund, perché per questo ci vorrà sicuramente qualche mese. È un ultimatum questo di Zingaretti, un penultimatum? Che cos'è, sottosegretario? Ma sai, in politica gli ultimatum sono sempre, prima di tutto, un tentativo di trovare una via d'uscita condivisa. Non c'è dubbio che oggi il governo ha di fronte a sé delle scelte, anche in coerenza con quello che abbiamo appena detto dell'invito del Capo dello Stato. Bisogna anche fare delle scelte senza perdere tempo. L'Europa ci sta offrendo delle importanti opportunità, peraltro sono il risultato di un negoziato che l'Italia ha portato avanti per prima, assieme alla Francia, assieme alla Spagna, e quindi non utilizzare queste risorse. Ce ne sono più di un tipo, ci sono quelle per la cassa integrazione europea, ci sono quelle per l'appunto del MES, che sono finalizzate alla sanità. Noi abbiamo un sacco di bisogno di strutture sanitarie, ci saranno quelli del recovery, ma è chiaro che noi, se cominciamo a rifiutare delle risorse, peraltro meglio chiarirlo, che non hanno il condizionamento negativo della ristrutturazione del debito, quindi chiamarlo MES è, come dire, più che altro perché questo è l'acronimo, ma non è come era quello precedente, l'Italia sbaglierebbe. Ne abbiamo proprio bisogno e dobbiamo anche dare un segnale della nostra capacità di utilizzare le risorse. Troppo spesso i fondi europei sono rimasti nel cassetto e non sono stati utilizzati. Invertiamo la tendenza, anche questo è il momento di farlo. A proposito di risorse straordinarie, opere, infrastrutture, nei giorni scorsi, ci tenevo a commentarla con lei, è arrivata la notizia del via libera da parte del CIPE al project financing per la via del mare, quindi il collegamento fra Meolo e Jesolo, un'opera di cui si parla da tanto tempo. Questo è un ok importante. Ecco, come commenta questo via libera, per certi versi inatteso nei tempi, perché appunto si aspettava da tanto tempo, e cosa si deve fare adesso? Il Veneto ha bisogno di un sistema infrastrutturale completo, molte cose sono in fieri, ma è chiaro che i collegamenti
tra le varie assi di riferimento del traffico, quello turistico ma anche quello ovviamente operativo quotidiano, sono importanti. Quindi il via libera serve a questo, serve a sbloccare una situazione. Adesso bisogna fare esattamente quello che si diceva poco fa per gli altri settori. Bisogna non perdere tempo, rendere operative queste risorse, dare subito il segno ai cittadini che tutte le risorse disponibili vengono utilizzate e messe a cantiere nel verso giusto. Si è molto discusso di questa opera, ci sono anche opinioni legittimamente diverse, ma insomma siamo di fronte al fatto che la viabilità veneta in molti casi è oggettivamente intasata da traffico, non in questi mesi dove c'è stata una situazione particolare, e quindi tutto ciò che consente, in un'ottica di rispetto del territorio, perché questo è l'altro punto che dobbiamo aver presente, è bene che lo affrontiamo. E probabilmente un ragionamento più generale su quale equilibrio tra tutela di un territorio così importante e anche con forti caratteristiche naturali e ambientali come il Veneto, e quale strutture di viabilità vanno realizzate, forse il punto va fatto, perché da questo punto di vista anche la scelta della Regione negli anni scorsi di basta quel consumo di suolo poi si è scontrata con molte situazioni applicative che non sono state coerenti con questa impostazione. Quindi applichiamo ciò che c'è da fare, ma apriamo una riflessione anche più di strategia su che tipo di Veneto vogliamo. E a proposito di strategia, sottosegretario, il dibattito poi economico delle categorie si sta concentrando su taglio del cuneo fiscale o riduzione dell'IVA. Quale sarà la strada che il governo percorrerà da qui a stretto giro di posta, da qui ai prossimi mesi? Intanto è opportuno ricordare che da dopodomani vi è un taglio importante del cuneo fiscale che porta ai lavoratori nelle buste paga un intervento di miglioramento del loro potere d'acquisto. È la scelta che era stata fatta nella legge di bilancio e che si avvia adesso col mese di luglio. Ma la via migliore è certamente quella di una riforma fiscale. Se ne sente il bisogno, molti commentatori trasversalmente alle opinioni politiche in questi giorni lo hanno precisato, io stesso l'ho sostenuto pubblicamente. C'è una riforma dell'IRPEF che va fatta, stamattina anche l'ex ministro Padoan raccomanda questa strada, più che perdersi in singoli provvedimenti. Non che l'IVA non sia importante, ma in questo momento dove i consumi sono veramente molto depressi potrebbe essere uno strumento che non dà l'effetto così forte di cui c'è bisogno, mentre invece una buona riforma fiscale che magari snellisca il peso delle aliquote e premi le categorie medie, le fasce sociali medie e medio-basse, può consentire in ottica di proporzionalità di avere allora una diversa visione anche dei proprie risorse e del proprio potere d'acquisto. Questa è la strada migliore, non è la strada più facile, ma è quella che dà più risultati. Sottosegretario, in ultima battuta, il dibattito in questo fine settimana è stato incentrato soprattutto a livello nazionale sul tema delle scuole e quindi della riapertura delle scuole. E il problema rilevato dai dirigenti scolastici, dalle istituzioni locali, dalle province, è quello dell'edilizia scolastica e proprio delle risorse per far ripartire il mondo della scuola. Ci saranno risorse, soldi a sufficienza? Questo è un capitolo che può legittimamente entrare nelle risorse che l'Europa ci darà, quei 171 miliardi che sono quelli destinati all'Italia dal recovery. E quindi se noi decidiamo che la scuola, la struttura dell'edilizia scolastica, che ha bisogno di un grande rinnovamento, è stato iniziato 2 anni fa, 3, ma bisogna continuare, sono un capitolo decisivo dei nostri interventi, possiamo benissimo anticipare queste risorse, perché poi sappiamo che nel negoziato con l'Europa ci ritorneranno.
Io penso di sì, che sia un capitolo importante, sia la parte edilizia ma l'intero capitolo formativo. Il nostro paese potrà competere, potrà rilanciarsi se darà molto spazio alla formazione delle nuove generazioni, delle nuove classi dirigenti, perché ormai nel mondo si compete o per quantità o per qualità e noi dobbiamo competere soprattutto per qualità, perché sono le nostre caratteristiche, il Made in Italy, la nostra cultura, e quindi la formazione e l'istruzione sono fondamentali e non si comincia dall'università, si comincia dalle scuole primarie, quindi tutto l'iter deve essere realizzato, ma è chiaro che una scuola che abbia una buona formazione deve avere anche buone aule, buoni ambienti, buone strutture nelle quali si realizza il tutto. Quindi sì, questa e direi il dissesto idrogeologico sono le due grandi priorità infrastrutturali che il Paese deve assumere. Sottosegretario, la ringrazio. Grazie davvero, buon lavoro a Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Grazie Baretta. Questa sera torna a Ring a partire dalle 21:15 la politica messa alle corde dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Tanti gli ospiti in studio, tante le tematiche che saranno affrontate con l'avvocato Maurizio Paniz, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto, Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle, candidato presidente per le regionali del movimento, Marco Marin di Forza Italia, Arturo Lorenzoni, candidato presidente invece del centro-sinistra, sempre alle regionali, e ancora Sara Moretto di Italia Viva, Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Mario Conte, sindaco di Treviso in studio, e appunto sempre Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, quindi una puntata ricca sicuramente di spunti, ma vedo collegata e pronta la collega Anna Maria Parisi all'unità di crisi di Marghera. Anna Maria, mi senti? Buongiorno. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno a tutti i nostri telespettatori e anche a queste ragazze che vedi alle mie spalle. Prego, venite pure avanti, ecco, perché sono presenti. Intanto ti dico che a breve ci sarà ovviamente il punto stampa del governatore Zaia con l'assessore alla cultura Corazzari per parlare di cosa? Del rilancio della cultura e con i suoi teatri, gli spettacoli musicali, i cori, e non soltanto gli attori nel Veneto, quindi vedremo quali saranno le linee guida in tal senso con le iniziative. Linee guida che ricordiamo già avevano anticipato quella di oggi in breve per quanto attiene appunto alla riapertura dei teatri, così come disposto dallo scorso, da una delle ultime ordinanze, quella del 13 giugno, che appunto disponeva l'apertura di cinema, teatri, spettacoli, teatri tenda e spettacoli musicali dal 15 del 6. Allora, intanto venga pure avanti e intanto do il benvenuto a questi, prego, si tolga la mascherina, stiamo distanziati di 1 metro. Certo. Da dove venite? Da Bassano? Siamo da Bassano del Grappa, l'indirizzo musicale Istituto Comprensivo 1 di Bassano del Grappa, Vittorelli. Questi sono i ragazzi, appunto alcuni dei ragazzi, perché in realtà dovrebbero essere 9, ma ormai giustamente sono già partiti per le vacanze, quindi sono loro, alcuni dei vincitori al concorso pianistico di Trento. Quindi un concorso nazionale? Nazionale, sì. E siete arrivati primi? No, ci sono vari premi, abbiamo 4 primi premi, 3 secondi premi e 2 terzi premi. Ecco, allora intanto concorso nazionale. Complimenti ragazzi, complimenti all'istituto. Il nome dell'istituto musicale Vittorelli di Bassano del Grappa. Benissimo, allora hai sentito Cristian, naturalmente forniremo tutti i dettagli anche di questa bellissima premiazione, di questo bellissimo traguardo di questo istituto con le sue allieve, e se non hai domande da studio ti restituirei la linea di modo che noi si possa andare a posizionarci con la telecamera dalla sede della Protezione Civile del Veneto. Assolutamente Anna Maria, perché sarà una conferenza stampa molto
molto ricca. Del resto il tema della cultura e la ripartenza del settore è importantissimo per una regione come la nostra. Buon lavoro Anna Maria, a dopo. Grazie. Ci vediamo dopo. Adesso per noi c'è qualche minuto di... Grazie. Ci ritroviamo qui in diretta con un ospite di spessore, Giorgio Palù, ordinario di virologia e microbiologia all'Università di Padova, per fare il punto scientifico, medico su quello che sta succedendo e sulle prospettive. Giorgio Palù, subito dopo la pubblicità. Di nuovo insieme in studio per fare il punto scientifico epidemiologico della situazione sul fronte Covid, e lo facciamo con uno dei massimi esperti in Italia e a livello internazionale, il professor Giorgio Palù, ordinario di virologia e microbiologia all'Università di Padova e già presidente della Società Europea di Virologia. Buongiorno professore, grazie davvero per essere qui con noi. Buongiorno a tutti ai telespettatori. Professore, io comincerei proprio dagli spunti di cronaca che arrivano dall'Italia ma anche dal territorio regionale. Questi nuovi focolai, Mondragone, la Bartolini a Bologna, e c'è questo mini focolaio, chiamiamolo così, a Feltre attorno all'Eurobrico. Ieri sera si è arrivati a 6 contagiati, nelle prossime ore saranno resi noti anche i risultati su altri 18 tamponi effettuati nella giornata di ieri dall'Ulsuno Dolomiti. Come dobbiamo valutare questi nuovi focolai? Dobbiamo preoccuparci? Ma guardi, direi di no, perché il virus circola, lo sappiamo, anche a livelli molto bassi, con indice replicativo al di sotto di 1. Non solo nel Veneto, ma in quasi tutte le regioni italiane, in molte regioni europee anche che non hanno applicato il lockdown come abbiamo fatto noi. Da quello che sento dai colleghi, da quello che mi dicono, sono casi pauci sintomatici o asintomatici. Non so della carica virale, ma ritengo che sia una carica relativamente bassa. Comunque è possibile, soprattutto in luoghi di assembramento, dove c'è una condizione favorevole, cioè un clima particolarmente freddo che favorisce la dispersione per aerosol, dove c'è contatto tra più persone, che ci sia ancora contagio. Veneto, ormai da una decina di giorni i casi positivi sono 1, 0, 2, 4, 0, quindi un tampone su circa 17.000 è positivo. Quindi bisogna veramente andare allo stadio per infettarsi. Ecco, un'altra cosa da rilevare, che è giusto che i telespettatori conoscono, è che rilevare con test molecolare al tampone una positività non significa spesso che si tratti di virus infettante. Quindi è una positività che può indicare o un virus che c'è già stato, una bassa carica virale, o un virus non in grado di infettare. Comunque è la coda di un'epidemia, è quello che ci aspettiamo. Dobbiamo comunque essere allertati e bloccare sul nascere ogni focolaio. Una coda dell'epidemia, ma ci sarà il colpo di coda nei prossimi mesi in autunno? Guardi, è difficile da dire. Questa è la prima pandemia di un coronavirus di cui abbiamo notizia. Non sappiamo degli altri 4 coronavirus del raffreddore che da noi sono arrivati per via zoonotica, cioè dal pipistrello o dai roditori. Forse qualche centinaio o migliaia di anni fa non abbiamo descrizione. Quindi questa è la prima pandemia. Ha infettato più di 10 milioni diagnosticati nel pianeta, quindi aspettiamoci almeno 50 o 100 milioni di persone infettate o in maniera paucisintomatica o asintomatica o non diagnosticate. Quindi è probabile che una pandemia, quando si manifesti, ovviamente si esaurisca, ma possa anche ritornare. È possibile che un virus come questo, che diversamente dal virus della SARS e della MERS del 2002 e del 2012, che si sono rapidamente estinti, è un virus che ha grande affinità per i recettori e quindi per i nostri tessuti, per i nostri organi, possa trovare nella specie umana un nuovo serbatoio dove ripresentarsi.
tengo a far presente che ovviamente c'è anche una situazione climatica che è diversa per l'emisfero boreale, il nostro, da quello australe, il sud del mondo, dove lì c'è autunno e inverno, quindi c'è la possibilità che il virus permanga in maniera latente oppure che infetti nell'altro emisfero e possa ritornare come gli altri coronavirus del raffreddore o qua in analogia con virus respiratori pandemici come quelli influenzali che sono nel periodo autunno-inverno. Comunque lo conosciamo meglio, sappiamo diagnosticarlo, sappiamo come trattarlo, abbiamo una medicina molto evoluta, stiamo sperimentando milioni di nuovi farmaci e allestendo decine e decine di vaccini o di prototipi vaccini, per cui io penso che sappiamo anche come affrontare nel caso ritornare. Ecco, il dibattito principale in questi giorni riguarda proprio l'indebolimento di questo virus. Da un punto di vista anche terminologico, professore, possiamo dire che il virus si è indebolito, che è diminuita la carica virale e se sì, non è il caso di computare diversamente i casi, come aveva chiesto qualche giorno fa anche il dottor Rigoli, primario della microbiologia di Treviso? Allora, guardi, mi permetta di fare una premessa. Abbiamo sentito di tutto, l'OMS prima che si contraddice più volte, esperti o cosiddetti tali, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Devo dire, ecco, una conclusione che ne posso trarre è un po' anche un'espressione debole e della diciamo gracilità del nostro sistema occidentale che ha diffuso la democrazia, ma questo concerto, questa polifonia di voci, quando uno dice una cosa, un altro ne dice il contrario, non è segno, diciamo, di comunicazione corretta. Qualche volta è più il protagonismo che la fa da padrone. Ecco, si è un po' perso il segno dell'autorevolezza, dell'autorità e anche, diciamo, della responsabilità. Nel dire certe cose, ecco, bisogna essere attenti. Quindi se parliamo del virus che ha perso forza, beh sì, ci sono almeno 8.000 mutazioni in più dei 50.000 sequenze genomiche depositate anche di dati. Che dimostrano che il virus muta meno dell'HIV, muta meno dell'influenza. Di tutte queste mutazioni, la maggior parte sono mutazioni che non alterano la struttura delle proteine perché non comportano la modificazione di un amminoacido. Altre lo fanno, ma ancora non le abbiamo studiate. Ce n'è una soltanto che invece di indebolire sembra potenzi il virus, avviene nel gene per la proteina di superficie, ma questo è il virus che circola, abbiamo anche noi, quindi il virus ormai è diffuso e è un prototipo di virus che quindi non possiamo dire al momento che dal punto di vista del genetico il virus si sia indebolito né tantomeno rafforzato, perché ormai questa mutazione è la modificazione di un acido aspartico in una glicina in posizione 614 della proteina di superficie. Ecco, sembra favorire la replicazione del virus, ma è un virus ormai che è diffuso, quindi fa parte di questo prototipo. Quindi quello che invece possiamo dire è che clinicamente le manifestazioni non sono più le stesse, ma questo è quasi lapalissiano. Io ho sottoscritto un documento che intendeva far chiarezza, che ero quasi esitante a sottoscriverlo, tanto mi sembrava banale, e diceva appunto due cose. Uno, che il virus clinicamente è meno aggressivo, e due, che ci sono dimostrazioni virologiche, almeno 10 lavori pubblicati da Nature, American Journal of Medicine, Clinical Infectious Diseases, European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, quindi molte riviste anche autorevoli in Nature Medicine che dimostrano che c'è una carica virale abbassata nei soggetti positivi e che c'è non solo una carica, ma che c'è una dose limite che permette la contagiosità. Ed è sempre stato così, è ovvio, in tutte le infezioni da influenza. Ricordo che virus in latino vuol dire veleno, è termine irregolare, ma
Ecco, anche il veleno, per manifestare la sua azione benefica, ha bisogno di una concentrazione limite, così è il virus. Quindi quello che sta avvenendo nella coda di una pandemia come l'attuale, quando i numeri calano, ci sono meno infettati in giro, è vero, abbiamo aumentato i contatti, ma c'è meno virus, la stagione è favorevole, cioè c'è la temperatura elevata che contrasta la diffusione del virus, ma soprattutto le giornate sono più lunghe e nel nostro emisfero la radiazione solare, soprattutto i raggi ultravioletti, che hanno un effetto virucida notevolissimo in pochissimi secondi. Si pensi che un fotone di una radiazione ultravioletta ha un'energia da 1 a 4 eletronvolt, quindi può mutare completamente e inattivare il virus. Quindi durante il giorno c'è maggior difficoltà del virus a trasmettersi e questo spiega come ci stia meno carica virale, questa sia infettante, quindi meno contagiosa, e se anche arriva, diciamo, la dose è tale che fa un minore effetto. Quindi l'effetto patogenetico, quindi la manifestazione patologica, che è espressione della carica virale, è ridotto. Quindi né più né meno che questo. Quindi sono cose ormai lapalissiane che sono avvenute per tutti i virus, perché se lei andasse a misurare il virus dell'influenza a marzo troverebbe dei soggetti positivi, ma non trova più nessuno che si ammala perché nessuno lo riporta più. È un'infezione più banale di questa, ovviamente, ma se misurasse la carica virale, quindi troverebbe una carica molto bassa in soggetti pauci o asintomatici. Quindi è la stessa cosa. Questo virus è come gli altri virus, e ricordo che per HIV, per il virus dell'epatite C e B, noi usiamo dei farmaci molto specifici e cosa facciamo? Abbassiamo la carica virale nel nostro organismo. I soggetti in terapia cronica con polichemioterapia anti-HIV non trasmettono il virus e non hanno manifestazioni morbose. Vale per HIV, vale per il virus dell'epatite C, dell'epatite B, per citomegalovirus, e vale anche per questo virus che si comporta come gli altri virus che colpiscono l'uomo. Quindi, professore, quando invece il suo collega Andrea Crisanti dice che il virus è ancora tra di noi, che il pericolo non è finito, fa allarmismo o invece invoca prudenza? Come giudica queste prese di posizione anche del suo collega, di Crisanti, che fanno sempre molto discutere? Non è un collega, è un mio allievo accademico, perché l'ho messo letteralmente in cattedra, l'ho chiamato, è un esperto di riproduzione assessuata della zanzara Anopheles, si è occupato di parassitologia e l'ho chiamato per occuparsi di parassitologia a Padova e sostituirmi nella cattedra nella direzione primariale. Quindi non so perché dica queste cose. Ecco, che il virus sia tra noi è indubbio, l'ho appena detto, circola, è meno patogeno, quindi c'è una carica ridotta. È giusto dire che il virus circola e che dobbiamo stare attenti, perché quando si accendesse un focolaio dobbiamo essere pronti, e il Veneto ha questa capacità, perché non solo ma soprattutto perché ha una tracciabilità dei soggetti positivi e un'anagrafe sia biologica che clinica di chi ha fatto la serologia, di chi ha fatto il tampone, anzi l'ubicazione dei singoli soggetti positivi. Quindi la nostra regione sarebbe in grado di intervenire in maniera rapidissima. Quindi né più né meno. Ecco, io dico che però in questo momento è poco responsabile evocare, come ho sentito fare dal mio allievo, parole come mattatoio tedesco, aspettiamoci una spagnola, ci sono stati milioni di morti. Ecco, direi che non siamo più ai tempi della spagnola. Ricordo che nel 1918, quando corse la spagnola, è vero, venne in primavera, si mitigò in estate e ritornò in inverno, ma così è avvenuto anche nel 2009 per l'epidemia dell'H1N1, la pandemia di influenza, la cosiddetta suina, che è partita ad aprile, si è un po' spenta in estate, è ricomparsa in inverno
ma non è stato quel disastro che è stata la spagnola. Quindi evocare questo vuol dire fare del terrorismo e non dare la giusta informazione. Diciamo, rispetto a un secolo fa abbiamo le rianimazioni, abbiamo gli antibiotici. In spagnola si moriva non solo di virus dell'influenza, ma si moriva soprattutto di pneumococco, di polmonite da pneumococco. Ci sono gli antibiotici che si cura anche oggi con penicillina, ancora sensibile alla penicillina. Abbiamo gli antivirali, abbiamo farmaci come l'emparina che impediscono la tromboembolia che è indotta dall'infiammazione quando il virus si diffonde, abbiamo il cortisone, che l'hanno detto e ridetto, ma l'avevamo capito tutti che il cortisone e gli antinfiammatori funzionano perché impediscono proprio questo accendersi dell'infiammazione generalizzata che a sua volta causa tromboembolia. Quindi abbiamo capacità e abbiamo soprattutto una medicina moderna che è in grado di provvedere, per cui non avremo sicuramente quei dissesti. Quindi è giusto tener presente, ma ce lo ricordano già tutti, ce lo ricorda sia l'OMS che anche il nostro Dipartimento di Prevenzione del Ministero. Quando Ranieri Guerra parla di spagnola, direi che dovrebbe stare attento a come usa queste parole e soprattutto, ecco, ricordiamoci che c'è il virus, ma c'è anche la medicina moderna, abbiamo imparato a conoscerlo e tra presto avremo altri presidi medici per contrastare. Professor Palù, non per scadere nel gossip, e ci mancherebbe altro, ma lei ha avuto modo di sentire al telefono, di confrontarsi con il suo allievo Crisanti? Vi siete sentiti ultimamente? Vi siete confrontati? Perché è indubbio che le vostre voci siano molto ascoltate e autorevoli, non solo in Veneto. Guardi, lui ha avuto opportunità di avere all'esplosione di un'epidemia da vicino a Vo, quindi un terreno dove si poteva fare un'indagine molto interessante, perché diciamo era un cluster unico. È vero che i cinesi avevano avuto un cluster di 60 milioni di persone nelle Hubei, una realtà metropolitana Wuhan di quasi 12 milioni di abitanti, avevano avuto un isolamento, avevano già dimostrato che c'è una diffusione del virus anche dai soggetti asintomatici, che ci sono portatori sani, che le misure di lockdown, rigidissime tra l'altro come avevano attuato loro, funzionano, ma è stata nel piccolo una riprova di quanto già i cinesi avevano detto. Ecco, per quanto riguarda poi, io non vorrei fare polemiche, io dico né più né meno di quella che è la realtà, perché penso che ci sia bisogno di dire quello che la scienza ci sta dicendo, ma anche le conoscenze che abbiamo da più tempo delle manifestazioni virali pandemiche, ne abbiamo avuto tante, cui abbiamo imparato molto. Ecco, mi pare che il mio allievo abbia fatto tardivo outing di non essere un virologo, però si è trovato un laboratorio che aveva già il virus della SARS, del MERS, io l'avevo accreditato e certificato a livello europeo, per cui era pronto nel giro di pochi giorni, come è avvenuto nel 2008 per l'influenza pandemica H1N1 variante suina, nel 2009 per West Nile, poi per chikungunya, poi per dengue, per Lassa fever, per Ebola, ad allestire in casa i reagenti perché avevo accreditato a livello europeo il laboratorio ed era capace quindi di mettere in piedi anche nuove tecnologie senza attendere che queste ci arrivassero sotto forma di kit dalle multinazionali di diagnostici. Quindi ecco, io francamente quando interpellato rispondo. Quindi fa bene... E non ho intenzione di fare polemica, ma compito credo di un virologo che per quasi 40 anni si è occupato di virologia e di virus e ne ha visti tanti, sia di dire le cose per quello che le cose si presentano e soprattutto di citare la letteratura scientifica, come mi è capitato di fare oggi, parlando di dosi di contagiosità, di replicazione del virus, di mutazioni del virus. E più o meno che quello che ci... Professor Palù, di chi è stato il merito del modello Veneto? Chi è stato il fautore del modello Veneto? Zaia? Crisanti? Palù?
Chi è il garante di questo modello che ha fatto scuola e sta facendo scuola non solo in Italia? Guardi, non voglio togliere i meriti a chi mi ha sostituito e al laboratorio che ho allestito in tanti anni, che è uno dei più grandi d'Italia e a livello europeo è anche un centro di riferimento. Io credo che il merito vada ascritto totalmente alla Regione e a chi ha avuto la capacità di governarla. Direi che il Veneto si qualifica per una conoscenza di sanità pubblica che viene da un'esperienza secolare dalla Serenissima Repubblica d'Italia. Credo che il merito principale sia stato del Presidente che ha dato ordine di chiudere in 24-48 ore il vero focolaio, che era l'ospedale di Schiavonia, dove dimoravano i 2 ottuagenari che da 15-20 giorni avevano una diagnosi sospetta di influenza mai verificata. Si è scoperto che era Covid-19. Aver chiuso quell'ospedale, aver allestito dei percorsi per pronto soccorso distinti per Covid-19 con le tendome, avere allestito rapidissimamente dei reparti Covid-19, aver allestito degli ospedali Covid-19, aver allestito delle residenze secondarie dove dimettere temporaneamente ancora i positivi che però non erano più in condizioni gravi dalle rianimazioni, aver avuto un presidio territoriale diffuso di sanità pubblica, aver istruito per decenni i medici di medicina generale sul rischio delle malattie di infezioni, e ricordo di aver partecipato a vari corsi di formazione per questi colleghi, avere fatto cultura e scuola, avere premiato i direttori generali, quindi avere caratterizzato come premialità la copertura vaccinale nei loro distretti. Tutto ciò, mi permetta, non si crea in un giorno, e soprattutto, aver messo soprattutto il lockdown a Vo, ma ricordo anche che Vo non è stato l'epicentro. Diciamo che dove è nato il problema era Schiavonia. Si è acceso Limena, si è acceso Treviso, si è acceso Venezia, e il Veneto era pronto a fronteggiare. Quindi, voglio dire, i meriti sono della sanità regionale veneta, e lo dico senza tema di smentita. Roma, insomma, non è stata costruita in un giorno. Questo potremmo dire. Mi faccia ricordare che nel 300 la Serenissima aveva già, allestito la quarantena per le navi che arrivavano a Venezia, quindi ormeggiavano al di fuori. Il lazzaretto del 1400, ricordiamo anche che i medici veneziani nel 500, ma c'è all'ospedale San Giovanni e Paolo, c'è nei libri, nella cultura museale anche a Padova. Ovviamente, se si ricorda, il medico con il becco, con la maschera, con la tunica di cuoio, con i guanti, nelle narici erano immessi dei batuffoli di cotone impregnati di alcol. Il contagium vivum fluidum era un'acquisizione della medicina medievale e poi rinascimentale, un concetto che i medici padovani avevano. La Serenissima si era accorsa che le processioni per ingraziarsi la Madonna, quindi per l'epidemia di peste, altro non facevano che diffonderla. Ricordo quindi che vennero gli ex voto della Chiesa del Redentore e della Chiesa della Salute, quindi gli architetti famosissimi dal Palladio al Longhena, e quindi Venezia sapeva come difendersi, e guarda caso aveva nell'Ateneo Patavino i suoi medici, e a Padova ovviamente già dal 500 c'era la scuola medica più famosa d'Europa che ha iniziato l'approccio sperimentale alla medicina. Quindi giustamente questo fa parte di una cultura veneta che non si inventa in un giorno, e quindi la direzione, quindi il sistema epidemiologico, il servizio epidemiologico regionale, il dipartimento di prevenzione della regione e soprattutto chi ha in mano le redini, quindi della sanità, il presidente e l'assessore, sono intervenuti in tempo.
quello che non è avvenuto in Lombardia, anche perché noi abbiamo una sanità che è prevalentemente pubblica. Certo. Professore, grazie davvero. Roma non è stata costruita in un giorno e nemmeno Venezia, ha fatto bene a ricordarmelo. Grazie professor Palù, grazie davvero. Ci colleghiamo adesso con l'unità di crisi di Marghera perché è appena arrivato il governatore Zaia. Io passerei subito alla lettura del bollettino e dopo un po' di comunicazioni, le domande e poi passiamo la parola all'assessore. Totale tamponi sono 950.621. In isolamento abbiamo 711 persone e il numero è invariato. Numero positivi 19.278 più 3. I ricoverati sono 187, dei quali solo 17 coronavirus. Terapie intensive siamo sempre a 11, dei quali 1 coronavirus. 2008 i decessi, più 1. Ovviamente in ospedale è invariato. I dimessi sono 3.584. È invariato anche questo. I nati 82. Allora, noi ci siamo lasciati venerdì, no? E da venerdì ad oggi c'è stato di mezzo un weekend molto affollato nelle spiagge, abbiamo ricevuto un sacco di segnalazioni, di indicazioni, di preghiera da parte dei cittadini e ringrazio tutti anche perché ne viene fuori un grande senso civico da parte di quella maggioranza silenziosa che magari non si vede, non si sente, ma è quella maggioranza di cittadini che ci chiede il rispetto delle regole. Noi siamo fortemente preoccupati, e peso le parole, siamo fortemente preoccupati del fatto che, a prescindere dall'aspetto che i clinici e i microbiologi, i virologi ci dicano che il virus ha diminuito la propria virulenza, che come avete sentito dire dal dottor Rigoli, e ormai c'è una comunità scientifica, si sta assestando su questa tesi e la sta anche ampiamente dimostrando, molto probabilmente molti, se non la quasi totalità dei nuovi positivi sono positività a tante amplificazioni, ma dirla in parole povere che è una positività che ci prende dei pezzi di RNA, cioè non prende virus vivo che poi cresce in coltura cellulare. Tutto ciò premesso, dico semplicemente ai veneti quello che ho detto il 18 maggio. Attenzione che trasferiamo la responsabilità dall'istituzione pubblica, che è quella sanitaria, ad ognuno di noi, quindi oggi noi siamo artefici del nostro futuro. Lo dico perché se anche il semplice e banalissimo, lasciatemelo dire, utilizzo della mascherina in un luogo chiuso o negli assembramenti è diventato festa della libertà non portarla, ne prendo atto, io non è che posso andare a fare cattone il censore e cercare tutti coloro che sbagliano. Dico, ne prendo atto, però stiamo mettendo a repentaglio un grande lavoro, quindi un invito a tutti di cercare di restare nei binari del sostenibile, no? Dico, il sostenibile vuol dire nei binari del fatto che ci sono pochissime regole ormai, sono quelle della mascherina nei luoghi di assembramento e la mascherina nei luoghi chiusi. Poi c'è il distanziamento sociale. Abbiamo fatto un percorso che è assolutamente innovativo e lo avete visto, insomma, anche un po' buttando il cuore oltre l'ostacolo, perché se io ascoltavo gli scienziati saremmo ancora con la gente in quarantena dentro a casa. Sì, per essere sicuri, tanto per mutuare sempre queste idee del mondo scientifico, per essere sicuri bisognerebbe lasciare in quarantena i cittadini chiusi in casa fino a novembre, poi magari quando a novembre arriva l'influenza ci chiederemo come mai torna l'influenza, magari torna anche il coronavirus. Si era detto che la temperatura non influiva, adesso vedo che c'è anche più un atteggiamento positivo rispetto al fatto che il virus sia sensibile alla temperatura. Io non ve lo so dire, so che se non facevamo di testa nostra oggi saremmo nei guai e questo ve lo dico. Preghiera assoluta ai cittadini di darsi da fare, di mettersi d'impegno.
Vi dico anche una cosa, che attualmente in Veneto ci sono 22 focolai e se andiamo, dopo vi do una tabellina, uno studio che mi sono fatto fare dalla dottoressa Francesca Russo, se andiamo a valutare le settimane che vanno dal 25 di maggio, quindi fate blocchi di settimane, no? Partendo dal 25 maggio, 132 focolai la prima settimana, dal 25 maggio al 31 maggio. Dal 31 maggio al 7 giugno 75 focolai. E poi, dopo vediamo la tabella, è inutile che stia qui le esaudate. E poi la settimana successiva 56, e poi quella successiva 35, e poi questa 22. Vedete che siamo passati da 132 focolai a 22. Quindi non è vero comunque che sono aumentati i focolai. Vi ricordo che focolaio per noi significa 2 persone infette nello stesso contesto. Attualmente abbiamo attualmente dei 22 focolai, 13 sono privati, quindi di familiari sostanzialmente, e 9 in strutture per anziani. Devo anche dire che rispetto ai focolai le strutture per anziani sono in questo momento in forte dismissione. Cioè, se dovessi dare una lettura di quello che è accaduto nelle strutture per anziani, vi dico che siamo in una fase di remissione quasi totale, il che non vuol dire che se domani mattina salta fuori che c'è una reinfezione, Zaia ha detto una cretinata. Vi dico, voi l'avete ormai capito, lo dico a chi ci sta ascoltando, quando parliamo di coronavirus parliamo sempre di una Polaroid, di un'istantanea. Da qui ai prossimi 30 secondi o 30 minuti può cambiare tutto. Però se devo leggervi un trend, vi dico che le case di riposo oggi rappresentano solo 9 focolai dei 22. Vi dico questo perché? Perché stiamo ancora interessando e accelerando il tema del testing nelle case di riposo. Noi avevamo delle indicazioni anche, diciamo, dalla comunità scientifica di poter allentare, ad esempio, rispetto all'intervallo di tempo. Voi sapete che noi testiamo i pazienti, scusatemi, gli ospiti ogni 20 giorni. C'era una disponibilità di indicazione di farlo ogni 30. Abbiamo deciso di continuare ogni 20 giorni. Sono 30.000 ospiti, vuol dire che in 20 giorni si fanno 30.000 tamponi. E poi gli operatori, che sono altri 30.000, si va a 60.000. Ovvio che se poi capite che c'è, quello che ci preoccupa cos'è? L'effetto finestra, no? Perché se tu sei un operatore e vai in mezzo alla calca in spiaggia, ti porti a casa il virus e magari ti sei appena fatto il test, io so che ti ritesterò nel giro di 20 giorni, tu fai a tempo a cominciare adesso. Quindi per questo dico che nonostante il testing, la fase di testing è fondamentale il senso di responsabilità, ma non metto in dubbio la responsabilità degli operatori, vi dico come sta. Allora noi abbiamo 2 focolai importanti, quello di Feltre, e su quello di Feltre noi abbiamo oggi sostanzialmente 2 dipendenti positivi, poi altri 2 familiari e 2 amici, quindi sostanzialmente sono 6 persone positive, e delle altre 59 persone testate risulta sostanzialmente, stiamo finendo, risulta la negatività. Tant'è vero che lo Spisal su Feltre, sto parlando dell'Eurobrico, sta valutando in queste ore, viste gli isolamenti e tutto quello, ecco, ovviamente noi abbiamo fatto chiudere l'Eurobrico, abbiamo attivato il piano, l'isolamento, anche qui si parla spesso, è il sintomatico, l'asintomatico, cioè chiariamo una cosa una volta per tutte. Dal 21 febbraio, in virtù del piano depositato dalla dottoressa Russo, a prescindere che uno sia sintomatico o asintomatico, se era un contatto veniva isolato. Cioè non è che il contatto, che so, il coniuge è positivo, l'altro era asintomatico e andava in giro per il paese. Noi abbiamo sempre fatto l'isolamento fiduciario. Si può discutere del fatto che le linee guida iniziali internazionali prevedevano di non fare i tamponi agli asintomatici. Vuol dire che se in casa il 21 febbraio c'era una persona sintomatica, la tamponavi e risultava positiva, in base alle linee guida non si tamponavano gli asintomatici, ma li isolavamo, perché c'è un venticello che
che sento ogni tanto, sembra quasi che noi gli asintomatici, no, noi abbiamo fatto isolamenti per migliaia di persone, poi fra l'altro abbiamo tamponato tutti. Allora, Zai ha tamponato gli asintomatici, io ho fatto fare il test a tutti i cittadini di Vo. È stata una scelta radicale, ma ve lo dico perché non vorrei che in qualcuno si diffondesse l'inquietudine che abbiamo lasciato a piede libero, cioè liberi di circolare, persone che rappresentavano, cioè, essere contatti stretti di persone positive. Se poi l'asintomatico sono 5 milioni di veneti, trovatemi qualcuno che fa i tamponi e gli diamo il premio Nobel, ma li deve fare in una notte, perché quando c'è un piano di sanità pubblica non è che li puoi fare in mesi. Avete visto questo virus come si muove? E quindi l'unico sistema valido è l'isolamento. Cioè isolare, isolare, isolare. Ed è quello che è stato la modalità vincente. Ovviamente con la sorveglianza attiva, col sistema di biomonitoraggio che abbiamo avuto noi. Quindi su Feltre noi prudenzialmente, ve lo dico un po' in punta di piedi, ma contiamo di riaprire l'Eurobrico. L'altro focolaio è il focolaio che voi conoscete, che è definito quello delle badanti moldave, e lì c'è il pulmino, e ore di viaggio sono tante. Alla fine abbiamo portato a casa la famiglia dove lavorava la badante, quindi la figlia della signora assistita e la signora assistita positive, e poi 8 tra badanti, familiari e mariti in quel pulmino. Però quello è un focolaio, potremmo anche definirlo un po' sui generis, anche se rischia di essere ordinario. Prova ne sia che oggi vi annuncio che abbiamo fatto partire una lettera a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti. Sì, che tornano ovviamente, nel senso che al ritorno, quindi chiediamo la collaborazione delle badanti che mi stanno ascoltando affinché sappiano che la collega che sta arrivando deve segnalarsi, glielo facciamo gratuitamente. Ai familiari degli assistiti di sapere che quando hanno la badante in arrivo facciamo il tampone, che è il sistema migliore per evitare casini. Perché dite le badanti? Perché le badanti vengono da fuori, da altri sistemi sanitari, non è un fatto di ghettizzazione, è un fatto di sanità pubblica, ed hanno rapporti con persone che sono ovviamente a rischio, no? Cioè, fondamentalmente la badante si occupa di un malato o di un anziano che non ha l'autosufficienza. Allora è inutile che facciamo il test ogni 20 giorni nella casa di riposo e poi abbiamo sto via vai di badanti e non sappiamo nulla. Quindi, siccome vogliamo proteggere i nostri anziani e i lavoratori, in questo caso le badanti, test obbligatorio, quindi devono farsi vive tramite ovviamente il sistema della nostra sanità, con molta semplicità, non serve far certificati o quant'altro. L'importante è che i familiari, ovvero i datori di lavoro, ci avvisino. Prego? Me l'aspettavo io sta battuta qui. La sanità non guarda in faccia a nessuno, ve lo ricordo sempre, che in Veneto si curano le persone a prescindere dal colore della pelle, dalla confessione religiosa, dalle scelte sentimentali e dai documenti. Punto. Non è affar nostro in sanità pubblica occuparsi di questo, noi ci occupiamo di salute. Se questa è la risposta che do a Emiliano. Scusa l'interruzione. Prego. E chi esattamente devono contattare le famiglie? Ma è sufficiente, ho il medico di base, adesso anche qui guardate, non abbiamo scritto, i SISP sicuramente, ma poi mi metto nei panni di uno degli SISP, cosa sei io? Chiediamo la collaborazione del medico di base che darà l'indicazione, è una roba di buon senso, di disponibilità, di buon vicinato, evitiamo le polemiche domani e dire ma noi non sappiamo cosa fare. È anche il vicino di casa che dà l'indicazione, guarda sto numero qua c'è qua. Io non voglio, dico, chi non arriva al SISP, che è il luogo deputato, può chiedere al suo medico di base con una telefonata, dammi il numero del SISP, casomai anche noi lo pubblicheremo e magari lo facciamo vedere su un cartello. Federico, dov'è Federico? Perché oppure al numero verde regionale si può chiedere di avere l'indicazione del SISP, però insomma non andiamo a burocratizzare anche sta roba. Allora, se io avessi la badante in casa
se non so dove è il numero del SISP, non so che cos'è il SISP, chiamo il mio medico di base, parlo con qualcuno, insomma ci si arriva. Il tampone lo facciamo in tempo reale, abbiamo una capacità di fare tamponi che è unica. E volevo anche poi dirvi che, scusatemi, ho perso il filo, delle badanti vi ho detto. Sì, volevo darvi un'altra notizia. Quindi sul tema coronavirus, prevenzione, focolai sono in diminuzione da 135 a 22 in un mese, quindi oggi ne abbiamo 22 vivi, vi ricordo solo 9 in casa di riposo, il resto sono tutti focolai, 13 sono familiari. Dopo capire da dove vengono queste positività. Ecco, parlavo ieri con il dottor Rigoli e mi diceva che loro per molte di queste positività non hanno neanche la trasmissione al coniuge convivente, per cui anche lì, anche questo è un indicatore, se volete, empirico, molto empirico, ma del fatto che non c'è più sta virulenza, che non è che sto, come si dice, sostenendo la teoria del fatto che il virus non c'è più, lo dico, si diffonde con gli assembramenti. Purtroppo non avrei mai voluto parlarne. Ieri è mancata Sabrina Bullaro, adesso perdonatemi, 38 anni, io ve ne avevo già parlato di questa ragazza, originaria di Padova, malata di fibrosi cistica. Guarda, mi sono interessato anch'io e ero riuscito, purtroppo per nulla, a sbloccare il volo di Stato e ieri mattina il volo era già organizzato, ieri mattina è deceduta a Tokyo. Domenica 28 giugno è stata stroncata da un attacco cardiaco. Lei era ricoverata dal 17 di maggio a Tokyo e si sono aggravate le sue condizioni. Il volo avrebbe dovuto riportare Sabrina in Italia martedì e sarebbe atterrata alle 17 del Catullo. Guardate, sta partita l'ha seguita l'onorevole Paolo Borchia, ve lo dico perché si è dato tanto da fare, e l'ambasciatore Starace a Tokyo, io li ho sentiti più volte tutti e due. C'è stata la sfortuna di avere una malattia rara, fra virgolette. Voi sapete che in Veneto abbiamo un'incidenza alta della fibrosi cistica, tanto è vero che abbiamo un centro a Verona, tanto è vero che Sabrina era curata dal dottor Cipolli, che è il direttore della fibrosi cistica dell'ospedale di Verona, e dall'altro la sfortuna di trovarsi in Giappone dove la fibrosi cistica è sconosciuta. Quindi immaginate la tragedia, siamo davanti a dei pazienti che vanno in crisi respiratoria, pazienti che debbono essere trattati anche in terapia intensiva, e quindi questo è stato il triste epilogo. Però volevo ricordare appunto Sabrina perché è stata anche oggetto da parte vostra di molte segnalazioni, ho visto che avete scritto un sacco di articoli, purtroppo questa partita è andata a finire male. Saluto prima di passare la parola a voi per le domande, Enrico Piandi, 22 anni, che è, eccolo qua, salutiamo. Ciao, di Ponzano Veneto, è venuto a trovarci. Grazie Enrico. È venuto col papà, se no? Sì, buongiorno. Sono venuto perché volevo conoscere. Dopo magari ci vediamo di persona, intanto mi hanno detto che c'eri, dopo ti vedo di persona. Grazie mille. Poi saluto dei ragazzi che non si sono fermati neanche davanti al Covid, le eccellenze della scuola media Jacopo Vittorelli di Bassano del Grappa. Dove sono i ragazzi? Magari venite qui, vi mettete in piedi, venite qui un attimo, poi capirete perché li chiamo qui. Prego, venite. Però al plurale ragazzi li chiamo. No? Purtroppo non sono tutti perché tanti sono andati in vacanza, sono comunque... Bene, venite, grazie. E salutiamo anche Elisa Calamosca, che è la signora che ha parlato. Venga, mettetevi dietro. Buongiorno. Ecco, è l'insegnante.
Loro sono degli eroi. Cos'è che hanno fatto? C'erano 500 partecipanti, contendenti, giusto? C'era un concorso nazionale, la musica non si ferma, accordarsi è possibile, e loro in maniera, diciamo, virtuale sono riusciti a partecipare a questo concorso, e il risultato, 9 studenti si sono iscritti alla competizione nella classe pianoforte e sono saliti sul podio. 4 medaglie d'oro, Anna Rossi se c'è, Giulia Tellatini, Giulia Zuinisi e Sofia Marchesi. Ecco le 4 medaglie d'oro, poi 3 medaglie d'argento, Natalia Danci, Giulia Pevarello e Lelia Marchetti, e 2 medaglie di bronzo, Francesco D'Amico e Vittorio Milani. Vi faccio notare che i maschi sono arrivati per ultimi. E ringraziamo anche la docente Lisa Calamosca. Bravi, brave, grazie. Alla competizione erano in 500, abbiamo spazzolato tutto noi veneti. No. Bassanesi. C'erano anche altre scuole venete, volevo dire, che sì. non siamo stati solo noi. Bravi. Quindi... Complimenti. Prossima volta venite col piano però. Grazie mille. Prego, accomodatevi, grazie. Grazie mille. Io passerei la parola, ragazzi. Chi si prenota per delle domande? Emiliano Bonnet Vanzà e Tosato, che deve aprire ormai, e Cesarano. Allora, Tosato, via. Presidente, buongiorno. Ciao. Allora, una domanda che riguarda un argomento che è tornato, per la verità non è mai tramontato, ma insomma oggi mi pare sia di attualità, è stato rilanciato dal suo collega del Lazio Zingaretti, ma anche dal governatore Toti, lo stesso Fontana ne ha parlato, ovvero il ricorso al MES, a questo controverso strumento salva stati. Colpisce il fatto che i governatori di varia tendenza siano in un caso assolutamente favorevole, ma anche nel caso di Toti e Fontana siano decisamente possibilisti. Le regioni oltretutto su questa vicenda sarebbero direttamente coinvolte, perché si parla di incrementi alle dotazioni sanitarie. Qual è il suo pensiero a riguardo? Guarda, siccome me lo chiedete tutti i giorni, potrei dire vedete le puntate precedenti, però faccio uno sforzo. Siccome sta diventando un'ossessione per voi. Può anche esserci un'evoluzione di pensiero. Certo, certo. Noi le accreditiamo. È che a voi non sapete mai l'evoluzione di pensiero, questo è il guaio. No, allora, al di là delle battute, Filippo, io dico sempre una cosa, perché quando si dichiara bisogna essere chiari con i cittadini. I cittadini devono sapere che la scelta di aderire al MES, dire sì o no, spetta esclusivamente al governo italiano. Cioè, è come se qualcuno andasse a chiedere a Roma se decido di fare nuovi pozzi, se è giusto fare nuovi pozzi per il FAS oppure no. Cioè uno dice, scusa, ma è Zaia che deve decidere queste robe. Cioè, perché mi fate intervenire su queste robe? Allora, premesso questo, si legge che dovrebbe essere una 40 di miliardi di euro, 42 se non ricordo male, e che dovrebbero essere, uso tutti i condizionali, perché io ancora non ne ho ben capito tutta l'architettura, dovrebbero essere sostanzialmente prestati col vincolo dell'investimento nel comparto sanitario, ma è un po' a 360 gradi perché parla di strutture territoriali e alla fine sarebbe bene anche capire dal governo, qualora decidesse di aderire, che spieghi bene magari prima di aderire, tanto è vero che c'è una proposta di discussione parlamentare, cosa vuol farne di questi soldi, perché guardate che non è proprio un pertugio la destinazione, lascia un'interpretazione sempre in ambito sanitario, ma che tutti dicono facciamo gli ospedali, sì, no, magari serve alla medicina territoriale piuttosto che ad altre attività. Ho letto anche un'interpretazione che dice è abbastanza a 360 gradi.
Detto questo, noi abbiamo oggi questi dati, io non ho ancora capito se ci sono altri vincoli, tutti dicono che non ci sono altri vincoli, allora mi chiedo perché il governo ancora stia discutendo. Per cui guardate, io non ve lo so dire, nel momento in cui ci diranno cosa vogliono fare, anche perché davanti a un dibattito che sta diventando lunare all'interno della maggioranza, di certo il Veneto non va a schierarsi con una delle due parti che si azzuffino tra di loro e decidano. Cioè, inutile che spostiamo i riflettori sui governatori, all'interno del governo non sono in grado di decidere, perché mi risulta che ci sia una parte della maggioranza che non vuole il MES. Dopodiché, se facessero come si dice, una discussione parlamentare, sarebbe più utile anche per tutti noi, per capire, grazie poi alla sintesi che ci riportate voi, che riporterete voi sui giornali, per capire bene anche cosa effettivamente viene contestato, perché se c'è una parte all'interno della maggioranza che lo contesta, almeno capiremo tutti perché lo contesta, o se è solo ideologica, non ve lo so dire. Emiliano, poi Bonnet, Danzan, Cesarano. Presidente, buongiorno. Chiarisco innanzitutto il motivo del fatto sulle badanze, la mia uscita. No, avevo capito, sì. No, era semplicemente perché non c'è stato un registro e non c'è un registro di viaggio per chi entra e chi esce. Mi immagino che chi non sia in regola non abbia tutta questa gran voglia di collaborare con la sanità, quindi sa benissimo, non ne insegno nulla di nuovo sul bosco di questo settore. Poi volevo qualche commento, qualche sua opinione legata al mondo della scuola. Sono uscite cose molto particolari, il rischio del 15% di alunni che non potranno presenziare in classe, quindi si cercano palestre, delle pezze, chiamiamole come forse dovremmo fare. In più abbiamo visto, non è la stessa cosa, abbiamo visto comunque il successo di Immuni, adesso c'è questo software per calcolare la planimetria di tutti gli immobili scolastici italiani, un altro punto di domanda, e non capisco perché qualcuno, una compagine politica, ce l'abbia con i fondi legati alle scuole paritarie, quindi sia contrario. Volevo su questo mondo una sua... Grazie. Ma sai, grazie a te Emiliano. Guarda, io penso una cosa, che sia un mondo che sta rappresentando in una maniera peggiore l'ufficio complicazioni e affari semplici. Penso che la discussione che sta portando avanti l'assessore Lanzarin sul tema delle linee guida ne dia una dimostrazione in nome, per conto e assieme alle regioni italiane. Si discute ormai di tutto, è un comparto nel quale, quando abbiamo chiesto l'autonomia, ci hanno detto subito giù le mani dalla scuola. Beh, se le mani che si occupano della scuola sono queste, c'è da preoccuparsi però. Detto questo, penso che il dibattito che ne è nato, al di là delle app, io ve lo dico sempre, no? Che se dici, ormai noi abbiamo un problema di fondo che è culturale, no? Dici a due persone che giocano a carte costituitevi in associazione, vi dico sempre la battuta, li trovi dal notaio il giorno dopo, perché noi siamo fatti così, più incasinata la roba più ci sembra che sia figa, che sia una roba fatta bene, ma non è così. Noi dovremmo avere un approccio molto più anglosassone nel fare le cose, e purtroppo in questo paese la cultura imperante è quella della complicazione e sarà quella che ci porterà alla devastazione. Arriverà un giorno, ma segnatelo, vedrete che accadrà, nella quale tutto sarà semplice, perché arrivando al punto di non ritorno bisognerà dire cancelliamo tutto e ripartiamo da zero, perché c'è un formicaio che cresce sempre di più, prima o poi crollerà e ripartiremo dal primo granello di sabbia cercando di non fare il casino di prima. Per quanto riguarda le scuole paritarie, io trovo scandaloso che ci sia una forza, che sono i 5 Stelle se non ho capito male, ma lo dico non per polemica politica, me lo chiedi te, che obietti sul finanziamento delle scuole paritarie. Allora, io posso anche capire che ci sia una posizione ideologica, cioè uno dice a me le scuole dei privati, le scuole dei privati non le voglio sostenere perché magari ideologicamente penso che ci debba essere solo la scuola pubblica. Potremmo arrivare addirittura al paragone della sanità, perché dovrei pagare il privato se ho la possibilità di fare gli ospedali pubblici. Sì, però ti sei dimenticato una roba: se tu non mi garantisci gli ospedali pubblici io comunque mi devo curare,
E se tu non mi garantisci le scuole pubbliche, io comunque i bimbi dell'età dell'infanzia in Veneto, che sono quasi 80.000, li devo mandare a scuola, su 1112 scuole. 80.000 bimbi su 1112 scuole che hanno un contributo per noi, unica regione in Italia, di 38 milioni di euro quest'anno, che sono bimbi che se noi facessimo off alle 1112 scuole avremmo 80.000 bimbi che non sanno che campanello andare a suonare, perché non esiste l'edificio pubblico che garantisce la scuola, che garantisce la scuola dell'infanzia. Questo è quello che sta accadendo. Allora forse varrebbe la pena che una forza di governo così attenta al popolo dicesse ove non ci sia l'alternativa pubblica. Ma qui non c'è l'alternativa pubblica, e se non lo sapete lo Stato annualmente in Veneto risparmia 200 e rotti milioni di euro, oltre 200 milioni di euro, proprio per il fatto che, non garantendo la scuola pubblica, ha tutta una serie di attività che non ha necessità di finanziare, dagli edifici, le manutenzioni, gli insegnanti e tutto quello che vi viene in mente. Allora il Veneto ogni anno, grazie a questo giochetto, dà un contributo che è pauroso, di almeno 200 milioni di euro all'anno a Roma, in virtù del fatto che 80.000 bimbi di almeno 40.000 famiglie, o forse anche 50-60.000, visto che ormai non ci sono più 2 bimbi per casa, per famiglia, non sanno dove andare alla scuola dell'infanzia. Cioè lo Stato non garantisce storicamente al Veneto, storicamente, non è che vi dico che è colpa di chi governa oggi, è colpa di chi governa oggi, ieri, l'altro ieri, da sempre. Noi ci stiamo portando avanti questa tradizione dall'800, le scuole sono tutte scuole sostanzialmente o quasi tutte religiose, con le suore, con le parrocchie, la conoscete la storia del Veneto, vanno difese. Inviterei chi è al governo di non vedere sempre il mostro dietro all'angolo, ma di capire che qui inadempiente non è il privato che fa concorrenza al pubblico, qui l'inadempiente è il governo che non garantisce i servizi ai propri cittadini. È l'Italia inadempiente in Veneto, visto e considerato che non abbiamo scuole per 70.000-80.000 bimbi. Tanto è vero che il privato, cioè le parrocchie, hanno dato vita a 1112 scuole. Penso che sia sufficiente, no? Quindi invito il governo a stanziare subito risorse e a ricordare quando le stanze che noi facciamo risparmiare 200 milioni di euro all'anno. Grazie Presidente. Prego. Bonet. No, io passo. Vanzan. Eccoci qua, buongiorno. Ciao. Trasporti, oggi di fatto primo giorno di pendolari puri, ieri sabato e domenica è entrata in vigore la nuova ordinanza, però insomma, avremmo avuto immagino gente in gita o che andava a farsi un giro a Venezia o in spiaggia. Ha avuto riscontri su capienza piena al 100%? No, non siamo alle capienze piene, Alda. Non siamo alla situazione in piedi, per capirci. Tranne gli autobus perché hanno pochissime sedute, l'urbano. L'assessore De Berti non mi ha dato ritorni negativi questa mattina, dopodiché chiederemo, se volete faremo magari, Carlo, anche un comunicato per dare lo stato dell'arte della prima mattina. Però visto che poi si stanno adeguando un po' tutte le regioni rispetto alla nostra ordinanza, oltre a quella dei quotidiani nei bar, che ho visto, io non sapevo che eravamo i primi. Ma non lo sapevo questo, l'ho scoperto ieri mattina. Sempre sul fronte dei trasporti, Presidente, questa mattina ci sono state parecchie biglietterie richieste di informazioni sul rimborso degli abbonamenti. L'assessore De Berti, l'ultima volta che è venuta qui in Protezione Civile, aveva detto che l'orientamento è quando a settembre riprenderà la scuola si va a fare il nuovo abbonamento. È un voucher. E si avrà uno sconto di fatto sull'abbonamento annuale. È questa la strada? Perché le risposte che stanno dando ai pendolari sono le seguenti: la Regione, lo Stato e le ferrovie non si mettono d'accordo, colpa loro. Vabbè, questo è uno scaricabarile, nel senso che se avessimo almeno un nome di questi signori che dicono ste robe, magari gli spiegheremo personalmente che non è così. Intanto ci sono dei gestori, il rischio di impresa è sempre in pancia ai gestori fino a prova contraria, no? E questo è un rischio di impresa. Dopodiché che la Regione intervenga e cerchi di trovare una soluzione è un'altra cosa, ma
come vi dico sempre io, i consigli di amministrazione non è che esistono perché sono cariche onorifiche, si va perché bisogna votare e assumersi la responsabilità di quello che si fa. E quindi vedremo rispetto a questo. So che l'assessore De Berti sta lavorando, sta pensando a un voucher, cioè di far recuperare come accade nel trasporto aereo, no? Cioè dai il voucher e recuperi il volo che hai perso. Io spero si trovi la soluzione di rimborsare i 3 mesi con un servizio che daremo in 3 mesi, nei primi 3 mesi, insomma, che si faccia un vuoto per pieno. Se dopo invece si attiverà una scontistica, immagino che se accadrà questo sarà perché magari ci sono delle motivazioni per cui non si riesce, ci saranno anche dei costi comunque si sono sostenuti, no? In ogni caso assicurate che in un modo o nell'altro o rimborso. L'assessore si è attivata l'assessore. Ieri il ministro Speranza, quindi Salute, Sanità, ha detto che a proposito delle regioni, Veneto in prima linea, che si sono mosse anche autonomamente, ha detto testuale: bisogna trovare un punto di incontro tra l'ipotesi di neocentralismo anacronistico e un ultrafederalismo che romperebbe l'unità nazionale. Si ritrova in queste parole? No, gli ultrafederalisti siamo noi, veneti. Non abbiamo nessuna lesione dell'unità nazionale, tanto è vero che vi dico sempre che il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi. Immaginate una Germania centralista, si disgregherebbe, o gli Stati Uniti centralisti, e invece il centralismo è centrifugo, cioè spacca i paesi, perché comunque è inevitabile. Il paese Italia, che è il paese dei campanili, che è un paese delle 1000 identità, eccetera, ha bisogno di una visione federalista, che è esattamente la visione dei padri costituenti. Quindi Speranza, quando dice questa cosa, smentisce la Costituzione e i padri costituenti. I padri costituenti pensavano a un'Italia assolutamente, autenticamente federalista. Tanto è vero che la nostra Costituzione è stata scritta nelle stesse ore, più o meno, di quella tedesca. I tedeschi hanno preso la linea maestra come al solito, noi abbiamo un po' temporeggiato per un po' di decenni, no? Però io vi confermo l'ottimo rapporto con Speranza. Dopo lui sa benissimo che se tutti amministrassero come noi avrebbe meno problemi nella sanità. Cesarano. Sì, buongiorno. Una cortesia, volevo sapere se c'era qualche segnale di riscontro, diciamo, in questa fine giugno sul fronte del turismo, al di là del fenomeno del pendolarismo che ha riempito il sabato e la domenica, e quali previsioni, se può dirci qualcosa in merito. Sì, ciao. Guarda, io non ho dati oggi freschi, anche perché la statistica noi ce l'abbiamo perché ci viene inviata, però ad oggi non riusciamo a chiudere. Immagino che non sia stato il miglior giugno, sia stato il peggior giugno della storia del turismo. Stiamo sperando che le aperture dal 1° di luglio, perché molti hanno deciso di aprire, ma in tempi non sospetti hanno deciso già a maggio di aprire il 1° di luglio, portino turisti. So che c'è movimento, so che comunque anche l'apertura delle frontiere ci ha aiutato rispetto al ritorno di turisti storici e di ospiti storici che noi abbiamo, ma a tutt'oggi non abbiamo dati. Sulla chiusura di giugno non ce li ho ancora. Una seconda cosa, che è una domanda che mi viene fatta da un gruppo di amministratori in località balneare, sì, sulla questione delle piscine private all'interno di residence. Non hanno ancora chiarito se c'è responsabilità loro oggettiva sulle persone che vi circolano all'interno, oppure è la responsabilità personale di ognuno. E dall'altra parte quali sono le regole chiare, cioè dicono seriamente il cartello, il gel, il controllo dell'acqua possono procedere. La loro paura è la responsabilità, sapere se sono responsabili, se c'è un ammassamento o cosa del genere, oppure la responsabilità individuale. Ma io penso che la responsabilità sia di chi non rispetta le linee guida, io la vedo così, e quindi credo di più in una responsabilità, diciamo, collettiva, e parlo dell'assemblea di condominio, stiamo parlando oltre i 9 appartamenti, di una responsabilità collettiva nel momento in cui tu non hai predisposto tutte le misure, che sono i cartelli piuttosto che il gel e altre robe. Quello è un fatto da amministratore. Se poi uno arriva si butta in acqua vestito, e quella è una responsabilità soggettiva perché non ha rispettato le regole. Cioè io ho una responsabilità collettiva perché la strada deve essere asfaltata, guardrail, segnalazioni di pericolo. Poi ce n'è una soggettiva di chi guida e non rispetta le regole.
Quindi Bagnino è una persona che non serve all'interno... Il Bagnino ha l'obbligo della vigilanza, cioè dove è previsto il bagnino, che può essere previsto ad esempio in virtù della profondità dell'acqua, no? Mi sembra che sia sopra il 1,20 m, ha l'obbligo della vigilanza. In quel caso a lui spetta non solo la vigilanza natatoria e quindi della salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone, ma anche quella indiretta del rispetto delle regole Covid. Questo è quello che posso dirvi. Nuovo Terraglio. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Volevo chiedere, riferendomi ai problemi della scuola, mi pareva di ricordare che nello studio che era stato fatto su Vo, i bambini che fino ai 10 anni non erano stati contagiati né pur vivendo in casa con persone ammalate. E inoltre nel fare serologico si era visto che anche non erano stati toccati da questo virus. Ora, siccome è stata annunciata la pubblicazione di questa ricerca su Nature dal professor Pesanti proprio ieri pomeriggio, in un dibattito che c'è stato ieri pomeriggio su Rai 3, e volevo chiedere, visto e considerato che questo dei bambini fino a 10 anni dovrebbe essere un'isola felice dal punto di vista del contagio reciproco, cioè non possono né contagiare né essere contagiati. Io so che avete avuto una grande discussione in sede di conferenza delle regioni, Stato e delle regioni riguardo alla scuola e all'uso delle mascherine. Perché lo studio non è stato portato all'evidenza e si parli ancora di mettere la mascherina ai bambini dopo 6 anni? Anzi, dopo... Ma guardi, semplicemente perché la comunità scientifica dice tutto il contrario di tutto. Sì, però lo studio, scusi, Io non ho mai visto lo studio, cioè non so, penso che nessuno l'abbia visto lo studio. Questo è stato detto 2 o 3 volte, comunque ieri Pesanti, che è stato ospite. Cioè, io non contesto lo studio, dice lei parla dello studio, io non l'ho visto, cioè non so neanche di cosa si parla, nel senso che so, perché abbiamo presentata qui l'attività, ma non ho visto l'esito, cioè. Però ne avevamo già parlato di queste storie. Sì, è quasi dato per assunto che il bimbo, ve ne ha parlato anche la professoressa Dadalt, e aveva detto guardate che c'è un recettore, ci aveva spiegato tutta roba, però ad oggi, cioè, siccome c'è chi sostiene questo e chi il contrario, di mezzo ci siamo noi che dobbiamo fare le linee guida, purtroppo. Parisi, Rete Bene. Presidente, buongiorno. Ciao. Dunque, 2 segnalazioni che ci arrivano sempre dai nostri telespettatori in merito alle RSA. Ci segnalano diversi cittadini che purtroppo, pur non presentando casi positivi, ci dicono, non possono accedere nelle RSA per accudire i propri cari, i propri familiari di cui avrebbero bisogno. Anche E qual è questa RSA? Ce ne sono alcuni, un caso su tutti, quello di una mamma di 104 anni, di cui poi le dirò dove si trova, che appunto... Dateci i nominativi, nel senso che le RSA hanno una loro gestione, noi abbiamo dato delle linee guida che sono assolutamente tranquille, quindi non è che uno dice... Nonostante le eccezioni previste appunto dalla Regione con le vostre linee guida, non... Se ci date i nomi delle RSA riusciamo a intervenire e capire cosa sta accadendo. Certo. E poi invece ci chiedono quali sono i nostri rapporti con la Grecia, scusi se torno sull'argomento, sì, perché molti ci dicono, sempre segnalandocelo telefonicamente anche, che non possono andare in Grecia perché c'è ancora questo veto nei confronti ancora della nostra regione. Non lo so. Segnalano alcuni cittadini. Dovete chiederlo a Di Maio, cioè non ho la più pallida idea. È lui il ministro degli esteri. Altre domande e chiudiamo qua e lasciamo la parola. Cosa c'è da ridere? Siate seri. Hai sempre una parola buona per il ministro degli esteri. Cioè, ma scusate, io non so quali siano le intese. Siccome ha annunciato che era tutto ok, non avrà parlato con tutti i greci? Ne ha dimenticato qualcuno?
Io passerei la parola all'assessore Corazzari. 4 istituzioni culturali, tempi di coronavirus, €500.000 e quindi poi vi dirà tutto il resto. Grazie, buongiorno, torno su in videoconferenza. Scusami, noi siamo qui domani alle 12:30 e venerdì alle 12:30. Sì, domani c'è la Banca degli Occhi e coronavirus, vedrete che ci sono grosse novità. E venerdì 12:30. Grazie. Prego Assessore, se avvicini il microfono così sentono meglio. Grazie. Mi sentite? Non tocchiamo niente, l'equilibrio è precario. Io inizierei con un contributo video che abbiamo voluto realizzare proprio per significare una grande voglia di ripartenza nel mondo della cultura e dello sport, che rappresentano 2 settori molto colpiti da questa situazione emergenziale conseguente al coronavirus e che rappresentano anche una parte importante della nostra comunità, del nostro sistema economico e sociale. Quindi se è possibile partire con questo video che sono sicuro vi emozionerà. Ecco, penso che queste poche immagini ci abbiano dato il senso della ricchezza della nostra regione, dell'offerta culturale. Parlare di cultura, di sport, significa parlare di elementi, di parti profondissime della nostra comunità veneta. Aggiungerei che significa anche parlare di comparti, di settori che rappresentano una quota significativa della nostra economia. Il mondo della cultura rappresenta circa il 5% del prodotto interno della nostra regione e il 6% degli occupati. In questi mesi forse più di altri settori hanno subito un aspetto di contraccolpo a fronte della chiusura e oggi noi che come Regione Veneto abbiamo cercato in tutti i modi di anticipare la riapertura anche per dare un messaggio di positività e di slancio verso al futuro, sappiamo bene che per esempio dal 15 di giugno con un'ordinanza del Presidente Zaia si è lasciata la possibilità per i teatri, per gli spettacoli dal vivo di ripartire e abbiamo cercato di farlo utilizzando quello che è il metro che utilizziamo sempre nella nostra amministrazione, ovvero quello del buonsenso, a fronte di norme nazionali che imponevano una limitazione di 200 posti negli ambienti chiusi, nei teatri chiusi e di 1000 posti in quelli aperti. Noi abbiamo chiesto che venisse semplicemente rispettata la norma di cautela del metro di distanziamento e quindi lasciando la possibilità, laddove vi sia anche la capacità di ospitare un numero maggiore di presenze, di poterlo fare, e questo per garantire la sostenibilità degli spettacoli. Vorrei ringraziare, e sono qua presenti che ci ascoltano, i direttori del Teatro Comunale di Vicenza Zanella, di Arteven Donin, del Stabile del Veneto Ongaro e in rappresentanza della FITA il dottor Germano Nenzi.
E devo ringraziarli perché hanno dato un grande segnale nella volontà di fare squadra. La Regione del Veneto si è posta come coordinatore, come soggetto che vuole fare una regia per mettere assieme le energie più importanti, più belle, più forti del nostro sistema culturale, cercando di costruire un sistema di rete che aiuti a riallacciare quel filo con il pubblico che è stato interrotto in questi mesi. Sappiamo quanta fatica sia stata fatta dai nostri operatori del mondo della cultura nel corso degli anni per costruire, crescere il proprio pubblico e creare un rapporto veramente di fiducia importante. Oggi occorre riprendere questo rapporto. La Regione del Veneto quindi propone questo programma, questo accordo tra grandi istituzioni culturali della Regione del Veneto, che rappresenta anche un impegno importante per noi, con 550.000 euro che vengono destinate al Teatro Comunale di Vicenza, al Teatro Stabile del Veneto, al Circuito Arteven, alla FITA insieme all'Umpli, affinché possano dare un contributo importante e particolare e peculiare per la ripartenza, per sviluppare delle attività, per promuovere, per fare delle attività oltre quelle che sono attività ordinarie, tanto nella stagione estiva e quindi da subito, quanto anche nella stagione autunnale, quando si ritornerà ad entrare nei teatri. Quindi questo accordo, che per noi si rappresenta in una serie di accordi di programma, in 4 accordi di programma, il primo appunto tra la FITA, la Federazione Italiana del Teatro Amatoriale, con l'Unione dei Nostri Proloco, che andranno nei comuni a portare il nostro teatro amatoriale, Arteven, che proporrà il proprio circuito disciplinare di teatro, ma anche di altre discipline dello spettacolo dal vivo sul territorio durante l'estate, e sappiamo quanto sia capillare la rete di Arteven nei comuni del Veneto. Il Teatro Stabile, che insieme anche qui al Arteven proporrà più di 200 spettacoli prodotti da compagnie venete, tanto all'interno del circuito già strutturato del Teatro Stabile, quanto nei teatri minori del nostro territorio, quindi andando nei comuni. Il Teatro Comunale di Vicenza, che andrà a promuovere quindi un ulteriore accordo di programma con le residenze artistiche, che avrà quindi, oltre all'aspetto della produzione, della rappresentazione, anche quello della formazione delle compagnie degli artisti, perché dietro alla cultura, dietro al teatro, dietro allo spettacolo dal vivo c'è tutto un mondo anche di professionalità, di maestranze. Oltre agli artisti c'è chi lavora per permettere le rappresentazioni, e questo mondo ha bisogno sicuramente di un segno di vicinanza. Noi pensiamo che come Regione Veneto questo sia un bel progetto che va nella direzione giusta, nella direzione di una spinta alla ripartenza, e che si unisce, bisogna dirlo, anche alle altre azioni che abbiamo voluto promuovere come Regione Veneto nella direzione di aiutare per quanto si può fare questo comparto. Voglio ricordare che abbiamo già anticipato tutti i contributi ai nostri soggetti culturali cui partecipiamo a fronte di leggi regionali. Abbiamo, e devo ringraziare in questo il Consiglio regionale e la Commissione Cultura del Consiglio regionale, con la legge 17 del 2020, permesso a tutti coloro che hanno fatto una richiesta di contributo a fronte di attività che poi non hanno potuto svolgere a causa dell'emergenza coronavirus. Ebbene, con questa nuova legge permettiamo di poter erogare comunque questi contributi a sostegno delle spese di funzionamento e dei costi di spese anticipate, proprio per realizzare quegli eventi che non si sono potuti realizzare, perché questo soprattutto per quel mondo di associazioni culturali e sportive che ci sono nel territorio rappresenta la linfa per poter continuare a vivere. Ecco, quindi per noi significa dare un segnale importante ad un comparto che ha pagato molto, ed è un comparto che ha un'importanza straordinaria, un'importanza naturalmente per l'aspetto del merito dell'attività,
ma soprattutto e in particolare per ciò che significa per il sistema veneto. Pensate quanto l'offerta culturale sia importante per il nostro settore turistico, quanto l'offerta culturale sia importante per le nostre città, per il commercio, per l'artigianato e per quindi il Veneto e il sistema economico in generale. Quindi questo che è un accordo molto articolato, poi dopo naturalmente vi forniremo i testi delle delibere e tutti i numeri che vi possano essere utili, penso sia un segnale di grande lavoro di squadra che il Veneto vuole coordinare con le sue realtà culturali. Se ci sono delle domande. Prego, Filippo Vanzà e Parisi. Filippo Vanzà. Sì, buongiorno Assessore, ciao. Buongiorno. Insomma, che cartellone possiamo attenderci un po' nelle città, nei piccoli centri? Se ho ben capito, questi accordi di programma mirano anche un po' a dare, come dire, a sollevare un po' il morale delle comunità che arrivano da un periodo difficile e anche a vivacizzare un periodo estivo che magari per molte persone sarà anche un periodo domestico, casalingo, non tutti potranno permettersi di andare in vacanza per varie ragioni, insomma. Hai accennato al teatro, ad esempio spettacoli molto apprezzati mi pare sono quelli del cinema all'aperto, si è pensato anche a questo? Sì, assolutamente. Devo dire che questa domanda fa cogliere un aspetto di questa situazione emergenziale, ovvero il riappropriarsi molte volte degli spazi delle nostre città. Lo stiamo vedendo, l'emergenza coronavirus ha portato appunto per la necessità del distanziamento a ritornare a utilizzare le nostre piazze e questo progetto va proprio in questa direzione, ovvero si dà un aiuto per la stagione estiva, in particolar modo ad Artevin, per ritornare e alla FITA, per ritornare ad occupare le nostre piazze con gli spettacoli che avranno una particolare attenzione per quanto riguarda le produzioni venete e su questo devo dire che siamo secondi a pochi. Per quanto riguarda il cinema, noi oltre ad avere investito in questa legislatura in modo veramente importante e nuovo nel settore del cinema, ricordo che è ancora aperto un bando con 5 milioni di euro per favorire produzioni cinematografiche in Veneto, fondi che mai prima d'ora il Veneto aveva potuto utilizzare. Abbiamo anche voluto promuovere quelle che sono iniziative per il cinema all'aperto, che può rappresentare una risposta importante, sicura per i cittadini che vogliono fruire del cinema dopo tanti mesi in cui non sono potuti andare nelle sale cinematografiche. Ma vorrei anche invitare i cittadini ad andare nelle sale cinematografiche non appena ci sarà questa fase in cui si dovrà ritornare a presenziare, ad essere vicini al mondo del cinema, perché le sale cinematografiche in questi mesi hanno subito un contraccolpo pesante, si parla di una perdita di oltre 7 milioni di euro per i dati che abbiamo e quindi rispetto a questo mondo noi promuoviamo rassegne in collaborazione con l'AENEC e l'Agis per quanto riguarda il martedì al cinema, i film della settimana internazionale della critica, Cinema Moving per la promozione del cinema itinerante, dove appunto lo spettacolo del cinema viene portato nelle nostre piazze e nei nostri paesi. In più voglio ricordare che un grande segnale di speranza lo dà la nostra grande istituzione, la Biennale di Venezia, con la conferma che è stata data della mostra d'arte cinematografica di Venezia, alla quale anche la Regione del Veneto quest'anno conferma la propria partecipazione, proprio per segnare la volontà di guardare con forza e con fiducia al futuro. Vanzà. Assessore, al di là del fatto che il video è molto bello, ma purtroppo mostra cose che non possiamo più fare, tipo abbracciarci e stare assieme in mezzo alla ressa. Il 15 di giugno qui in Protezione Civile è venuta una delegazione, le cosiddette maestranze di tutto il mondo dello spettacolo, e la delegazione era stata ricevuta dalla sua collega Lanzarin, che aveva detto: vi metterò in contatto con l'assessore Corazzari e con l'assessore Donazzan per la questione delle tutele e per la questione anche che erano fermi. Ci sono notizie su questo argomento? Sì, questo è un settore molto delicato, li abbiamo già incontrati, è stato chiesto un ulteriore tavolo che sarà convocato.
riguarda tutto un mondo che sta soffrendo e che vedrà una vicinanza anche da parte della Regione Veneto. Stanno lavorando con il Fondo Sociale Europeo e quindi in questa direzione qualche risposta anche per il comparto culturale arriverà. Parisi. Assessore, buongiorno. Dunque, un chiarimento in merito alle cose che ha appena a poco fa riferito. Dunque, per quanto attiene ai martedì al cinema, è una nuova promozione, chiamiamola così, di tutta la regione del Veneto, con prezzi calmierati? Come funzionerà? No, chiedo. È un programma che promuoviamo da tanti anni, sì, e che vede la regione Veneto contribuire rispetto al costo del biglietto per i cittadini, il quale il costo del biglietto è ridotto, mi pare siano 3 euro, e permette quindi alla martedì di usufruire di queste giornate in cui viene promossa una rassegna di film di cinema di qualità ad un prezzo calmierato, grazie al contributo che diamo agli esercenti del cinema. Che rientrano nei 550.000 euro di cui no, sono cose a parte. Sono azioni che promuoviamo comunque. E invece i 5 milioni di euro per le produzioni cinematografiche locali erano quelli già stanziati pre-Covid? Sì, ho citato il bando perché per noi è una grossa novità. Questa legislatura ha visto la nascita della Veneto Film Commission, quindi una Film Commission regionale per la prima volta. Erano tanti anni che si cercava di farla e siamo riusciti a farla, e che sta quindi partendo con la propria operatività in questi mesi, e con la promozione di 2 bandi, questo è il secondo, il primo era stato di 3 milioni e questo di 5 milioni, che utilizzano fondi del Port FESR, che sono originariamente e in passato erano sempre stati destinati al comparto economico tra virgolette tradizionale, e che per la prima volta sono destinati alle imprese della produzione dell'audiovisivo, quindi cinema, fiction e tutto ciò che è audiovisivo. Perfetto, e poi un'altra domanda, gentilmente. Visti i soggetti coinvolti in questa iniziativa, l'ultima, questo del 550.000 euro con il Teatro Stabile, il Teatro Comunale di Vicenza, Artevenne e Pita, quanta gente, quante maestranze dello spettacolo sono state coinvolte? Beh, guardi, io le posso dare alcuni numeri che riguardano la quantità di attività che saranno svolte. Sì. Perché se parliamo di Artevenne penso che abbia un circuito diffuso su centinaia di comuni della nostra regione, rispetto ai quali ha un rapporto consolidato e andrà a implementare la propria attività estiva. Poi qui c'è anche il direttore Donin, e quindi lui ha tutti i numeri, e ogni spettacolo rappresenta l'impegno di artisti e anche di ciò che c'è dietro agli artisti, ovvero le maestranze, che sono un ingranaggio indispensabile e fondamentale e con grandissima professionalità, vorrei dire. Per quanto riguarda il Teatro Stabile, si calcola che con questo progetto si vadano a fare circa 200 spettacoli oltre alla produzione ordinaria, di questi 200 spettacoli 100 nel circuito del Teatro Stabile ordinario e 100 che vanno sul territorio, quindi nei teatri, nei piccoli teatri. E lo stesso si dica con il Teatro Comunale di Vicenza, con le residenze artistiche, che svolgerà decine, io ho qui un numero di circa 80 rappresentazioni, e che andranno a costituire un aspetto di produzione e di formazione delle maestranze e degli artisti. Grazie. Emiliano. Assessore, buongiorno. Per i grandi eventi, quindi concerti, siamo stati abituati con il Covid, ci vediamo l'anno prossimo, anche questo è un settore fortemente in crisi. Tiziano Ferro, per dire qualche curiosità, insomma, ha rimandato al 14 luglio, sarà così quindi anche per tutti gli altri. Com'è questo settore? Ma posso dire che nel mondo dello spettacolo ho trovato una grande voglia di fare e anche una disponibilità da parte degli artisti di mettersi a disposizione con numeri inferiori, con cachet inferiori. Quindi io non penso che non vedremo i grandi concerti, vedremo dei concerti diversi dove saranno rispettate delle misure di precauzione, e così è giusto che sia, però
il concetto intelligente e di buonsenso che il Veneto ha voluto adottare, ovvero non poniamo un tetto massimo rispetto al numero degli spettatori, facciamo sì che vengano utilizzati i luoghi idonei a che venga rispettata la distanza. Dopodiché si potrà svolgere dei concerti anche, penso, di dimensioni importanti, naturalmente nel rispetto delle norme di cautela. Questo è un principio che abbiamo fortemente voluto come Veneto, che abbiamo portato anche nella conferenza delle regioni, che si contrapponeva invece all'indicazione ministeriale che diceva 200 posti all'interno degli ambienti chiusi e 1000 posti negli spazi aperti. Ebbene, se c'è uno spazio aperto, penso all'Arena di Verona, che può ospitare più persone pur rispettando le misure di cautela sanitaria e di sicurezza, perché no? Grazie, Assessore. Buongiorno. Questa intesa è l'inizio di una collaborazione tra realtà che insomma qualche volta non sono andate molto d'accordo. È l'inizio di un progetto comune. È un bel segnale, perché vogliamo dimostrare di essere una squadra. La regione del Veneto è una delle regioni più ricche culturalmente, alle volte non ce ne rendiamo conto della quantità di bellezze e da un punto di vista non solo monumentale, architettonico, ma anche di creatività, di attività sul territorio. Siamo l'unica regione con 2 fondazioni lirico-sinfoniche, siamo una regione che vede in ogni comune, in ogni comunità la presenza di vitalità, di dinamismo anche dal punto di vista culturale, e penso che le nostre grandi istituzioni culturali, come quelle che sono qui rappresentate in questo accordo di programma, debbano dare il buon esempio, e lo stanno dando. Una squadra con tutti in campo o con qualcuno che magari ogni tanto è in panchina? Dobbiamo essere tutti in campo, perché questo progetto, oltre ai soggetti parte degli accordi di programma, coinvolgerà moltissimi altri soggetti sul territorio del mondo dello spettacolo e del teatro, quindi nessuno sarà escluso, ci serve solo la volontà di partecipare. Altre domande? Se no... Grazie a voi tutti. Un attimo la Lazzari, se potete scambiarvi un attimo, Assessore, è proprio un flash Lazzari. Per quanto riguarda il allora è una raccomandazione o è un obbligo? No, non possiamo fare un obbligo, cioè noi abbiamo oggi arrivano i circolari in cui chiediamo alle USL e a tutto il resto quindi i direttori generali faranno con noi una campagna informativa proprio per cercare di raggiungere le famiglie, di dire alle famiglie anche a vostra tutela e quant'altro, facciamo appunto questo screening, mettiamo anche questo target di popolazione, quindi rivolgetevi ai medici di medicina generale, oppure tu famiglia conosci il distretto, vai al distretto, ti mandano al SISP eccetera, cercando appunto di intercettare, visto che ci sono stati questi casi insomma, che si sono stati evidenziati, e quindi facciamo un'operazione di comunicazione nel dire la sanità pubblica mette questo settore sotto monitoraggio, visto anche quello che è successo. Grazie. Bene, allora... Grazie, Assessore, in merito al caso che avevo segnalato prima al Presidente, è un caso di una struttura che si trova a Crispano del Grappa e la signora ultracentenaria di 104 anni che si trova in questa casa di riposo è in fin di vita, e la figlia ci ha telefonato anche poco fa piangendo perché vorrebbe dare l'ultimo saluto alla mamma. No, corretto, comprensibile, dovuto. Quindi, fatta questa premessa, anche prima delle linee guida era sempre stato scritto, ed è sempre stato scritto sia sui DPCM nazionali, sulle ordinanze e tutto il resto, che in situazioni di emergenza, quindi fine vita eccetera, le strutture potevano autorizzare con le cautele, con i DPI, i familiari in quelle situazioni, come noi abbiamo sempre previsto tipo per gli hospice o comunque per strutture di questo tipo. Quindi mi sembra strano, ma facciamo una verifica per capire effettivamente perché. Grazie. Allora io procederei così, chiamerei i direttori delle istituzioni a fare una foto con l'assessore Corazzari, questo che mi serve per i quotidiani, poi vi porto l'assessore davanti alle telecamere per le interviste. Il microfono, possiamo recuperare intanto? Prego.
Ritorniamo in studio, questa è la conferenza stampa di Zaia con gli assessori Corazzari e Lanzarin, penultima conferenza stampa di questa emergenza Covid-19. Domani si terrà quindi l'ultima conferenza stampa ufficiale, poi abbiamo sentito che di fatto un nuovo punto stampa è già stato fissato per venerdì, ma con domani si ritorna tra virgolette alla normalità. Tanti gli spunti anche oggi, avete sentito l'assessore Corazzari che ha parlato di questo piano di rilancio per la cultura veneta che ruoterà attorno al cinema, al teatro, alla Veneto Film Commission, quindi a tutta una serie di iniziative che vuole far ripartire un comparto, quello dello spettacolo, della cultura, che ha risentito pesantemente della crisi da pandemia. Ci sono poi i dati di giornata, li possiamo vedere, questo il bollettino ufficiale che è stato illustrato anche dal governatore Zaia, lo possiamo vedere dal PC, un attimo solo che... Ecco qua, quindi siamo a 2 casi di positività al coronavirus riscontrati tra le 17 di ieri e le 8 di stamane, uno a Padova, l'altro invece in provincia di Vicenza. 462 i casi attualmente positivi in Veneto, 16.808 i soggetti che invece si sono negativizzati, le vittime Covid positive raggiungono quota 2008. Diciamo che 0 sono stati i decessi nelle strutture ospedaliere per l'appunto tra le 17 di ieri e le 8 di questa mattina. Diamo una breve scorsa alle strutture territoriali, 0 decessi anche nelle strutture territoriali, quindi la curva epidemiologica continua a rimanere sotto controllo, anche se c'è una specifica che è stata diramata proprio in questi minuti dalla Regione del Veneto sulla base di quello che ha detto anche il governatore Zaia, e riguarda la situazione dei focolai attivi in Veneto. Sono attualmente 22, sono tutti piccoli focolai di fatto, di cui 13 privati che riguardano quindi famiglie, per lo più famiglie, e 9 in strutture per anziani. Per focolaio si intende da un punto di vista sanitario 2 o più casi che sono afferenti alla stessa causa, diciamo. Ecco, i 2 focolai più importanti, ormai lo sappiamo, sono quello di Feltre, quello che ruota attorno al negozio di bricolage Eurobrico, che sarà comunque riaperto, ha detto Zaia. I casi sono 6, stando appunto all'ultimo bollettino. I risultati degli ultimi tamponi effettuati nella giornata di domani saranno resi noti nelle prossime ore, quindi questo sul fronte delle Dolomiti. L'altro focolaio importante con 10 positività è nel Padovano e riguarda quel pullman che era arrivato dalla Moldavia. A proposito di questo, il governatore Zaia ha annunciato il tampone gratuito e obbligatorio, quindi gratuito e obbligatorio per tutte le badanti che rientrano dai paesi appunto di provenienza. Vi annuncio che oggi abbiamo fatto partire una lettera a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti che tornano, ha detto Zaia. Chiediamo la collaborazione a loro e ai familiari degli assistiti. Non è un fatto di ghettizzazione, questo il governatore lo ha sottolineato, è di sanità pubblica. Le badanti hanno rapporti con persone a rischio, spesso non autosufficienti, e ovviamente il riferimento è alle fasce più deboli della popolazione, ovvero agli anziani.
Si è parlato anche di scuola e in particolare il governatore Zaia ha affrontato il tema su specifica domanda di un giornalista delle scuole private del Veneto, dicendo che sono un patrimonio insostituibile, al di là degli schemi ideologici, del solito dibattito che contraddistingue un po' la tematica. Un presidio fondamentale perché nella maggior parte dei comuni che ospita strutture per l'infanzia private non ci sono strutture pubbliche, quindi di fatto il privato funge da supplente al pubblico e i temi della ripartenza dell'anno scolastico riguardano tutti, riguardano le scuole pubbliche ma anche le scuole private. Per fare il punto di questa situazione peculiare siamo collegati con Stefano Cecchin, che è presidente della Federazione delle Scuole Materne Paritarie della Regione del Veneto. Buongiorno Cecchin. Buongiorno, grazie. Ecco, lei ha sentito per caso le parole di Zaia, le ho riportate, ha risposto ad una domanda sulle scuole paritarie. Che cosa dice Cecchin di questo? Che è una presa d'atto importante quella del Presidente, nel senso che fotografa una realtà che è quella veneta, che è molto diversa dal resto d'Italia, che vede in un comune su 2 la presenza delle sole scuole dell'infanzia paritarie. Quindi nel 50% dei comuni veneti esistono solo queste scuole dell'infanzia e non sono sostituibili, soprattutto alla luce di quello che stiamo leggendo appunto in questi giorni. Poi nel resto del Veneto e comunque in generale 2 bambini su 3 frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, quindi è un sistema integrato, quello veneto, che vede accanto alla gamba, diciamo così, statale, anche quella paritaria che ha una forza appunto per oltre il doppio rispetto ai numeri e quindi va da sé che questo sistema integrato che fa qualità, perché abbiamo i dati, voglio dire, i dati di tutte le valutazioni, dalla primaria in avanti, sono dati di eccellenza da parte del Veneto, da parte della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Trentino, ma soprattutto appunto Veneto, Trentino ed Emilia Romagna, soprattutto per quanto riguarda le competenze logico-matematiche e non solo. Questo è evidente, viene garantito da che cosa? Da una scuola dell'infanzia di qualità e anche da un percorso 0-3 anni, quindi gli asili nido, quindi un sistema integrato 0-6, che va appunto a, se volete, offrire delle opportunità ai bambini che purtroppo, ahimè, altre regioni non hanno e che per fortuna qui in Veneto ci sono. Ecco, il sistema paritario è un elemento fondamentale all'interno poi dell'istruzione, diciamo, pubblica, perché eroviamo una funzione di istruzione pubblica, va bene? Facciamo parte del sistema integrato, appunto, 0-6 anni di età e del sistema integrato dell'istruzione ed educazione pubblica. Le parole del Presidente quindi vanno in questo senso. È evidente che bisognerà fare attenzione alla ripresa di settembre, ne parleremo questa settimana con l'assessore Donazzan, con l'assessore Lanzarin, con la Regione, con la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Palermo, con le province, con l'ANCI del Veneto, quindi il Presidente Conte, eccetera. Parleremo di questo, cioè come riprendere a settembre alla luce delle linee guida che sono state pubblicate a tutti gli effetti venerdì scorso. Quindi venerdì sera di fatto la ministra Azzolina ha fatto uscire le linee guida per la ripresa dell'anno scolastico 2020-21, quindi da settembre in avanti, le ha fatto uscire appunto dopo l'accordo intervenuto in conferenza Stato-Regione, in conferenza unificata. C'è stato un ritardo di un giorno perché effettivamente le regioni volevano trovare la quadra anche sul fronte delle risorse che purtroppo non hanno a che vedere, dico purtroppo ancora, con le paritarie, ma insomma il tempo c'è, mancano a tutti gli effetti 2 mesi e qualcosa, ecco, la ripresa, e quindi si spera non solo nella conversione del decreto che sta avvenendo in questi giorni entro metà luglio in Parlamento, ma anche vista la straordinarietà, l'eccezionalità del periodo, si spera di ovviamente recuperare delle risorse che servano ovviamente ad irrorare e robustire il sistema anche paritario, certo, che ha bisogno di risorse anche lui. Perché risorse in più? Perché di fatto se dovessimo
come si legge, come si sta ragionando anche di eventualmente sdoppiare alcune sezioni, alcune situazioni in cui magari la presenza degli alunni, dei bambini all'interno delle sezioni può essere magari eccessiva, ecco, a quel punto sia per la scuola dell'infanzia statale all'interno dei comprensivi, sia all'interno della scuola dell'infanzia paritaria, che sia questa comunale o legata alla FISM, ne abbiamo circa 1 migliaio a livello veneto, ecco, servono risorse, perché servono risorse per pagare da settembre fino a giugno degli stipendi agli insegnanti che dovremo appunto assumere. Quindi ci sarà questo tavolo regionale in settimana, sarà un tavolo importante perché assieme appunto agli assessori di riferimento, al dirigente Palumbo, si inizieranno a mettere in sostanza dei paletti e dei perimetri all'interno dei quali muoversi come sistema veneto, certo. E dare certezza soprattutto ai gestori che devono in questi 2 mesi rimboccarsi le maniche e ovviamente mettersi a testa bassa a lavorare per l'apertura che è prevista per il 14 settembre, ma anche sull'apertura faremo un ragionamento, insomma, perché se fosse possibile noi come FISM, il sistema paritario vorrebbe ovviamente riaprire il prima possibile. Il prima possibile significa dai primi di settembre, non aspettare il 14, perché il 14 significherebbe avere una settimana a disposizione per i più piccini da inserire quindi in quella settimana, però le settimane seguenti, quindi dalla 3ª di settembre in avanti, iniziare con gli altri con le altre classi d'età, quindi con i bambini mediani e con i più grandi. Ecco, noi diciamo che dato che sono a casa ormai dal 23 di febbraio, bisogna recuperare una dimensione di relazione, di socialità, di educazione, di istruzione, tutti i bambini, quindi il fatto di anticipare magari con delle attività che proprio recuperano questa dimensione di relazione anche nei confronti con il proprio educatore, con la propria educatrice, con la propria maestra, eccetera, è fondamentale. Quindi se riuscissimo ad anticipare questi tempi sarebbe ovviamente la cosa migliore. Quindi check-in voi chiederete già nei prossimi giorni di poter anticipare e vediamo se il Veneto riuscirà appunto a intraprendere questa strada. Diciamo più in generale che il governo ha fatto la cornice, adesso tocca alla Regione con gli operatori disegnare il quadro. Questo sì. è di fatto il contesto nel quale ci stiamo muovendo, quindi da qui alle prossime settimane bisognerà entrare nel dettaglio delle linee che sono state per l'appunto annunciate dal ministro che tra l'altro oggi ha rilasciato un'ampia intervista anche al Gazzettino dicendo che ci saranno banchi singoli per tutti, orari sfalsati per fasce d'età, che il ritorno sarà in sicurezza e diciamo un ministro anche particolarmente critico perché dice ci sono state troppe fughe di notizie, molte leggende e insomma diciamo che l'Azzolina dice abbiamo fatto il possibile e più di così non potevamo fare. Lei che giudizio ha dell'operato del governo, dell'Azzolina in questo periodo? Devo dire che la collaborazione soprattutto con le regioni ha portato sicuramente a definire in modo diverso proprio i perimetri nei quali ci si deve muovere all'interno delle linee guida. Questo rapporto con le regioni soprattutto è stato sicuramente salutare. Il fatto che arriviamo al 26 di giugno ad avere linee guida per l'apertura di settembre, insomma, ecco, su questo se mi posso permettere, si poteva sicuramente fare un po' prima, nel senso che poi la nota del CTS, quindi il Comitato Tecnico Scientifico, la nota che riguarda la sicurezza, dove di fatto il Comitato fa riferimento in sostanza al metro tra le rime buccali, che sembra una parolaccia, ma significa 1 metro di distanza tra in sostanza le bocche dei bambini e degli alunni, ecco, e ci si ferma lì, poi da lì in avanti sono state costruite altre cose. Ecco, nell'infanzia si poteva sicuramente semplificare molto prima, nel senso che se questa indicazione del CTS, 1 metro tra le bocche dei bambini, neanche tra un bambino e un bambino, tra le bocche dei bambini, e partendo dal presupposto che all'infanzia, quindi nel segmento 3-6 anni, parliamo di scuola in questo momento, non di asili nido, ma di scuola, non è possibile il distanziamento, diciamo, sociale tra bambino e bambino, infatti è una didattica ed è una didattica di relazione, di contatto anche fisico, non solo tra i bambini ma anche a volte
tra i bambini e gli operatori, quindi le maestre, va da sé che tutto il dibattito su quanti bambini far stare all'interno di una sezione risultava, per quanto riguarda l'infanzia, lasciava un po' il tempo che trovava, nel senso che si poteva tranquillamente saltarlo. Ecco, diciamo che la montagna ha partorito un topolino. Sì. Da questo punto di vista sicuramente sì, che poi voglio dire nel corso del dibattito siano stati poi enucleati tutta una serie di temi che riguardano soprattutto la sicurezza e che sono temi fondamentali sia per la sicurezza dei bambini, degli alunni, sia per la sicurezza degli operatori, leggasi appunto le maestre, le educatrici, eccetera. Questo è fondamentale ed è importantissimo, va bene? Quindi i bambini prima di tutto, la loro messa in sicurezza e il fatto che possano riprendere appunto un'attività in sicurezza. Certo però che se il dibattito anche politico si è ripiegato quasi completamente ormai da febbraio in avanti sulla questione esclusivamente sanitaria, perdendo un po' di vista, se volete, sommessamente lo facciamo presente come FISM, l'aspetto didattico, l'aspetto pedagogico, ecco, si poteva magari accanto a una riflessione sacrosanta che andava fatta necessaria sulle misure di sicurezza sanitarie, accanto a queste fare poi un analogo dibattito, fare in modo di mettere attorno ad un tavolo elementi sicuramente legati al mondo universitario e al mondo ovviamente della pedagogia didattica della prima infanzia e dell'infanzia, va bene, che potessero dare una mano, no, in contemporanea andare avanti su binari paralleli, quindi in contemporanea anche concentrarsi sulla ripresa, dicendo la ripresa dovrà avere anche da un punto di vista pedagogico-didattico un'attenzione a determinati contenuti, a determinate problematiche che i bambini hanno vissuto in questo periodo, come fare scuola, in quali termini fare scuola, come relazionarsi diversamente rispetto ai bambini e rispetto al vissuto dei bambini. Ecco, su questo, da questo punto di vista è mancato un po'. Si sta recuperando, per carità, ma è mancato un po' il dibattito. Ecco, questa attenzione anche della politica verso i contenuti, verso la didattica, verso la pedagogia, ecco, questo forse è un po' mancato e speriamo di non risentirne a settembre, ma insomma ci stiamo lavorando. Diciamo che c'è un'estate intera per recuperare il tempo perso. Sì, mettiamola così. Ecco, diciamo che mancheranno 2 mesi a tutti gli effetti, cioè luglio ed agosto. Si tratterà di capire a quando si riprenderà a settembre, se il 14 o se è possibile, ecco, anticipare un po' i tempi. Speriamo di non avere, ecco, sorprese dell'ultima ora, nel senso che magari il CTS alzerà la mano fra 15 giorni, fra un mese o fra un mese e mezzo, sparigliando le carte, ecco, o eventualmente dal MIUR, quindi dallo Stato, arrivassero delle indicazioni diverse rispetto a quelle attorno alle quali stiamo discutendo in questi giorni. Ecco, questo è un po' da evitare. Ovvio che se ci dovesse essere una ripresa dell'epidemia sarebbe uno scenario nuovo, però teniamo a mente anche che, e ce lo siamo detti, 0-6 anni d'età, i bambini, gli indicatori sanitari sono stati quelli che appunto non si sono ammalati o per niente oppure ci sono stati pochissimi casi, tra l'altro all'interno del nostro mondo non ce ne sono stati. Poi ecco, se poi dobbiamo magari a settembre prevedere gli stop and go, cioè degli stop e delle riprese, ecco, che non siano esclusivamente legate al fatto che si vogliono evitare gli spostamenti degli adulti nell'accompagnare i bambini a scuola, o si vogliono evitare magari ulteriori contatti da parte di nonni nei confronti perché altrimenti torniamo alla situazione di febbraio. Ecco, la nostra preoccupazione è un po' questa, nel senso che si possa come si dice, ricominciare recuperando una socialità, a una vita di relazioni bambini, a una crescita integrale dei bambini, va bene? E accanto a questo, ecco, la preoccupazione è quella di non fare delle false partenze oppure di partire e poi dopo un mese, dopo 2 mesi ritrovarsi punto a capo a dover dire sacrifichiamo di nuovo i bambini sull'altare di qualcun altro o di qualcos'altro. Ecco, questo no. Diciamo Cecchin, che una falsa partenza non se la può permettere nessuno, tantomeno il mondo della scuola, che è già di per sé un mondo fragile. La ringrazio, grazie a Stefano Cecchin, presidente della FISM della Regione del Veneto. Grazie, buon lavoro. Buona giornata, grazie.
Adesso per noi c'è qualche minuto di pubblicità, ritorniamo subito in studio. Di nuovo in diretta per fare il punto della conferenza stampa di oggi del governatore Zaia con gli assessori Lanzarin e Corazzari. Siamo in linea collegati con Anna Maria Parisi e Paola Barbato. Anna Maria, per essere la penultima conferenza stampa non sono mancati gli spunti, ci sono tanti fronti aperti. Esatto, sì, è una puntualizzazione, Christian, la penultima per quanto attiene all'appuntamento quotidiano, ma le conferenze stampa del governatore Zaia continueranno anche se non avranno la stessa cadenza. Infatti ce ne sarà un'altra domani, quindi appunto la penultima del punto stampa quotidiano, e poi la prossima sarà nell'arco della stessa settimana, la volta di venerdì prossimo. Domani ci sarà l'appuntamento con la Fondazione della Banca degli Occhi di Mestre, e quindi l'anticipazione è questa per quanto attiene a domani. Per quanto attiene invece a quella che è stata la conferenza stampa di oggi, tantissimi gli spunti e anche molto complessi, a cominciare dal fatto che il presidente Zaia ha detto ai veneti: attenzione, siamo ancora, non caliamo l'attenzione e continuiamo ad usare le mascherine soprattutto nei posti chiusi e nei luoghi di assembramento. Perché? Perché ci sono dei nuovi focolai in Veneto, veramente ci sono sempre stati da quando c'è stato lo sblocco, quindi è finito il lockdown, parola inglese che abbiamo imparato a conoscere tutti quanti, quindi dal 25 maggio scorso. Però ad oggi sono ancora 22 i focolai in Veneto, e ricordiamo che la parola focolai si usa quando ci sono dai 2 casi in su di positività al Covid. Dove si trovano questi focolai? Si trovano in quel di Feltre, dove appunto è stato trovato all'interno di un centro commerciale, l'Eurobrico, che al momento è chiuso, e ha detto il presidente si pensa di riaprirlo non appena la situazione tornerà alla normalità. E poi nel territorio del Padovano, dove il focolaio ha interessato un gruppo di badanti, in questo caso moldave, con anche la signora anziana che era seguita da una di queste badanti e la figlia della badante stessa che tornava dalla Moldavia con un polmine. Quindi a tal proposito l'attenzione, scusate, forse mi devo spostare? Mi devo spostare perché qualcuno deve uscire un attimo, che finisco la diretta e poi ok, grazie, no, perché siamo proprio nella porta d'uscita della protezione civile. Chiedo solo un minuto e poi vi lascio uscire, li ho tenuti sotto sequestro praticamente. Attenzione. Chiedo scusa. No, perché abbiamo il rischio che possa cadere anche la telecamera. Allora, tornando seri e tornando ai temi di oggi, allora ecco perché il pericolo ribadito dal governatore Zaia in merito a un ritorno del Covid, visto che comunque è ancora presente nel nostro territorio. Questo era da puntualizzare. E poi ancora le RSA. Su segnalazione proprio di diversi nostri telespettatori, tra cui in particolare una famiglia che ha la mamma ultracentenaria di 104 anni che è ricoverata in una struttura in quel di Crespano del Grappa. La figlia ci ha chiamati in lacrime per dire che vorrebbe andare a salutare la mamma. Ecco, noi abbiamo preso questo caso come tanti altri, ma questo in particolare a cuore, e l'abbiamo girato all'assessore di reparto Emanuela Lanzarin, che
ha detto adesso se ne farà carico. E poi tra le tantissime novità c'è quella del tampone, appunto, che adesso la Regione del Veneto vuole rendere non obbligatorio, ma dà la possibilità a tutte le badanti di qualsiasi provenienza di provenienza geografica appartengano di poter fare il tampone, anche alle badanti che non lavorano regolarmente con i contributi, quindi anche a quelle in nero. Come poterlo fare? Basta rivolgersi ai medici di base o al servizio SISP del proprio territorio, e quindi i 550.000 euro più stanziati dalla Regione del Veneto con l'illustrazione di questo dell'assessore di reparto Corazzari per quanto attiene alla cultura, fondi che vanno a potenziare diverse strutture del territorio che appunto trattano questo tema, tra cui il Teatro Comunale di Vicenza e il Teatro Stabile del Veneto, solo per citarne alcuni. Naturalmente vi forniremo tutti i dettagli nel corso delle edizioni del pomeriggio. Avete seguito la lunga conferenza stampa, sono molto interessanti gli stanziamenti, questi ultimi stanziamenti della Regione del Veneto in merito anche alla formazione degli spettacoli che verranno attuati anche fuori dai contesti teatrali, nei cinema all'aperto e anche nelle piazze, nei comuni di tutta la nostra regione. Vedremo tutto nel dettaglio questa sera nel corso delle nostre edizioni del TG. La linea, per quanto mi riguarda, può tornare allo studio. Assolutamente, Anna Maria, ti ringrazio, liberiamo i prigionieri e quindi ti Esatto. ringrazio. Grazie davvero, Anna Maria, che si trova a Marghera con Paola Barbato. Adesso da Marghera ci spostiamo nel Bellunese, perché siamo collegati con il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi. Ecco, ne parlava anche la collega Parisi da Venezia. Oggi lo stesso Zaia si è concentrato particolarmente sul focolaio che si è sviluppato nel fine settimana a Feltre attorno all'Eurobrico. Attualmente abbiamo 6 positività al coronavirus. Qual è la situazione, Presidente? È una situazione che ovviamente desta qualche preoccupazione, perché ovviamente deve tenere comunque alta l'attenzione da parte di tutti noi, nel senso che comunque non è che ci troviamo di fronte a un coronavirus che è sparito tutto d'un colpo, e quindi la cosa va monitorata, va tenuta sotto controllo. Mi pare che in questo momento insomma sia abbastanza circoscritta e quindi possiamo essere abbastanza tranquilli, però questo ovviamente deve mantenere l'attenzione, non dico ai livelli di qualche mese fa, ma sicuramente un'attenzione che deve riguardare comunque quelle minime modalità di comportamento che devono essere ovviamente mantenute. Qui ci troviamo di fronte, soprattutto nei fine settimana, poi a situazioni anche difficilmente gestibili e governabili. Qua veramente dobbiamo tutti insieme chiedere alle persone di usare il massimo buonsenso, ma soprattutto di guardare con attenzione ad un comportamento che prevede, ove c'è l'obbligatorietà, l'utilizzo della mascherina, onde evitare appunto ulteriori contagi. E questo lo ripeteremo fino allo sfinimento, immagino, per tutta l'estate e anche oltre, per come si sta mettendo un po' la situazione. Quindi l'emergenza che sta rientrando, però appunto la grande incognita dell'autunno. Oggi tra l'altro, prima di Zaia, ci siamo collegati con il professor Palù, che ci ha detto sostanzialmente il caldo sta aiutando, ci sono delle incognite per l'autunno. Diciamo che il professor Palù è anche ottimista su quella che sarà la curva epidemiologica, però appunto del domani non v'è certezza e nemmeno la scienza ci dà questa certezza che auspichiamo continuamente. Senta Presidente, i fronti aperti nel Bellunese sono tantissimi. La scorsa settimana più o meno a quest'ora ci sentivamo per un aggiornamento sulla situazione della viabilità.
Com'è andata ieri lungo la 27, sul nodo di Longarone, lungo l'Alemagna? C'è stato traffico intenso anche ieri? Come una settimana fa, né più né meno, un po' meno perché per fortuna non c'è stato l'incidente che la scorsa settimana aveva ulteriormente creato disagi. Questa volta no, però comunque ci troviamo sempre di fronte a code infinite. Ho letto, sto aspettando adesso di capire con la Società per Autostrade se veramente quel termine di metà luglio di riapertura soprattutto della galleria di Vittorio Veneto avverrà, in modo da poter essere almeno da quel punto di vista un po' più tranquilli. Per quanto riguarda invece le altre opere di ANAS, è rimasto tutto come prima. Io penso che fino alla fine del mese di luglio le condizioni non modificheranno, dopodiché ci saranno dei cambiamenti abbastanza importanti, perché poi gli interventi di cantieri sulla cinquantina dell'Alemagna, soprattutto nel comune mio di Longarone, saranno molto più intensi e quindi provocheranno ulteriori disagi, ma cercheremo e stiamo studiando appunto una viabilità che possa alternativa, che possa permettere un po' a limitare ulteriormente questi disagi. Però è chiaro che i cantieri stanno mai per partire tutti e quindi la situazione sicuramente nelle prossime settimane sarà una situazione abbastanza complicata. E lei, Presidente, la scorsa settimana, anche alla luce di un incontro che ha fatto con le associazioni di categoria e quant'altro, ha chiesto di fatto, in maniera provocatoria ma fino a un certo punto, alla Società Autostrade di rivedere i pedaggi. Qualcuno le ha risposto in questi giorni? Ancora no, non ho ricevuto risposte, anche se ho trovato veramente tantissimi consensi da parte di cittadini, soprattutto molti di quelli che quotidianamente percorrono la 27, dicendo che ovviamente i costi sono alti e questa sarebbe veramente una cosa buona e giusta da fare. È chiaro che l'operazione è un'operazione, io mi rendo conto, complicata, ma è forse anche tardiva sotto alcuni punti di vista. Infatti qualcuno mi ha accusato dicendo che dovevo farlo prima e non sicuramente quando ormai l'acqua ha toccato la gola. Però devo dire la sincera verità che il buonsenso io mi auguravo potesse veramente dare la possibilità alla Società Autostrade di fare un'azione che non doveva essere un'azione sostenuta e richiesta da qualcuno, ma doveva essere per un certo periodo una operazione, soprattutto nella fase post-Covid, che doveva essere automatica. Così ovviamente non è stato e quindi la mia è stata una richiesta che ho dovuto inoltrare in maniera ufficiale. Diciamo che quindi lei aspetta ancora una presa di posizione, ma attende fiducioso. Io ho sempre fiducia, vediamo. E, tra l'altro bisogna anche dire che il tratto Belluno-Mogliano è uno dei più cari in Italia, lo è sempre stato. Anche questo ovviamente incide, ma credetemi, il tratto che va da Vittorio Veneto a Belluno è un tratto che penso, da quando l'autostrada è stata realizzata, penso che non ci sia stato un giorno in cui non ci fosse anche un minimo cantiere. Quindi questo ovviamente, ma quello di cui io mi lamento soprattutto è questa mancanza di comunicazione, cioè nel rispetto anche di ruoli istituzionali. È chiaro che basterebbe dire: guardate, da qui a qui, da questo periodo c'è purtroppo una serie di disagi che dovranno essere dati. Dopodiché noi insieme aiutiamo, perché le istituzioni secondo me hanno un compito, quello comunque di fare squadra, di aiutarsi anche nel comunicare i disagi ai cittadini. Questo io non l'ho mai visto. Qualcuno potrà dirmi: potevi chiederlo, ma ripeto, io penso che fra istituzioni non serve certe cose che vadano chieste, vanno condivise. Con ANAS, nonostante le difficoltà che purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, c'è sempre stata una collaborazione, almeno nella condivisione di quelli che erano le tempistiche, le modalità progettuali, insomma c'è sempre stato comunque un rapporto. È chiaro che ANAS poi va a contrastarsi con un iter autorizzativo che è allucinante, devo dire, solo veramente per essere buono, e quindi da questo punto di vista si riesce comunque a venire incontro anche a quelli che sono i disagi, perché poi la gente basta dire le cose, non è che si lamenti sempre e comunque. Quindi questa mancanza secondo me è una carenza che non è più sicuramente non riesco io più a tollerarla, ad essere tranquillo. Esatto. Diciamo pure le cose come stanno, non riesce più a tollerarla.
Le faccio vedere il bicchiere mezzo pieno, Presidente. Se c'era traffico vuol dire che c'è stata gente comunque nel weekend nel bellunese. Questo è sicuramente positivo, difatti io ricordo sempre la differenza ad esempio anche nei quotidiani locali, ma senza che facciamo nomi. Dopo un fine settimana del genere in Alto Adige si scriveva pienone negli alberghi. Da noi code chilometriche, solo per vedere la differenza tra un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Sicuramente di positivo c'è sicuramente che la montagna bellunese, ma era un po' quello che auspicavamo tutti nel post-Covid, fosse una meta turistica tra le più ambite, e così si sta rivelando, nel senso che io ho notizie di rifugi pieni, di attività e strutture ricettive che sono ripartite, attività economiche e commerciali. Pure devo dire che il post-lockdown è partito bene. Dopo è chiaro che il tempo gioca un ruolo importante, perché sicuramente i primi 2 fine settimana di giugno di brutto tempo, questo ovviamente non hanno aiutato, però non appena il bel tempo è arrivato, in questi 2 ultimi fine settimana devo dire che le cose sono andate molto molto bene, e mi auguro veramente che si possa mantenere questo. Ecco, se ci fosse stato il nubifragio a cui stiamo assistendo in questi minuti qui, c'è stata anche un po' di paura, devo dire. Non so se io notizie non ne ho avute, ma siamo stati colpiti veramente da violenti acquazzoni in queste ultime ore qua in provincia, anche in zone non di montagna, quindi sono un po' preoccupato, devo dire la verità, però insomma nel fine settimana ciò non è accaduto. Infatti abbiamo parlato di un'allerta meteo sulla montagna bellunese. Lei mi sta dicendo che ci sono acquazzoni in corso in zona Longarone, Ponte nelle Alpi, ecco, per il momento però sembra non esserci nulla di serio, speriamo. Ma io avevo sentito di qualche allagamento, ma nulla più. Adesso è ovviamente da verificare. In che zona, Presidente? In che zona, Presidente? Qua a Longarone. A Longarone. Allora facciamo così, ci prendiamo 2 minuti di pubblicità, poi rientriamo io e lei, magari nel frattempo non so se possiamo aggiornarci per capire cosa sta succedendo. Presidente, a dopo, per noi c'è la pubblicità. Ultima parte di questa diretta, siamo collegati con Belluno, con il presidente della provincia Roberto Padrin, che tra l'altro ci sta aggiornando anche sulla situazione meteo in provincia, perché si stanno abbattendo degli acquazzoni anche forti. Presidente, ho visto che stava messaggiando durante la pausa pubblicitaria che si sta informando. Che cosa sta succedendo? Cosa ci può dire? Non mi stanno arrivando notizie particolarmente preoccupanti, anche se adesso è salito anche molto il vento, c'è stata tanta pioggia anche nelle strade, ma insomma devo dire che mi pare che ad ora non ho dati di danni o cose del genere. È chiaro che va approfondito nelle prossime ore. Assolutamente, e noi monitoreremo la situazione, anche perché c'è un'allerta meteo proprio nella zona della montagna bellunese. Presidente, io con lei volevo affrontare un altro tema. Abbiamo pochi minuti, ma sicuramente ci ritorneremo, e questa sarà l'estate della scuola fondamentalmente. Edilizia scolastica, la provincia ha competenza in materia, adesso ci sono le prime linee guida per la ripartenza a settembre, c'è anche l'impegno finanziario, c'è un primo impegno finanziario. Lei che cosa prevede? Che rientro a scuola sarà, e cosa potrà fare concretamente, realisticamente l'ente provincia di Belluno? Ma intanto, rispetto a una prima bozza che di fatto demandava completamente la responsabilità agli enti locali, quindi province e comuni, mi pare che qualcosa sia un po' rivisto, anche se le condizioni sicuramente sono difficili, nel senso che manca personale ATA, mancano docenti, ma soprattutto quello che ci preoccupa è cercare di riuscire a far, diciamo così, a mettere insieme quelle che sono le esigenze del mondo della scuola con quello del trasporto pubblico locale. È chiaro che l'ordinanza della settimana scorsa del governatore Zaia, che ha aperto la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici
con il solo utilizzo della mascherina e non nella limitazione dei posti. Questo ovviamente ci aiuterà. Io la settimana scorsa ho partecipato al tavolo che la Regione Veneto ha costituito in rappresentanza delle province del Veneto per cercare di capire quali sono un po' le strade da percorrere e per cercare di appunto far conciliare queste esigenze del mondo del lavoro, della scuola con quello del trasporto pubblico scolastico. È un impegno sicuramente gravoso che dovrà mettere insieme l'ufficio scolastico territoriale, la provincia in questo contesto e anche le organizzazioni sindacali per cercare appunto tutti insieme di costruire questo percorso. Diciamo che in questi ultimi giorni le cose sono migliorate rispetto a una prospettiva che veramente, non dico, ci sembrava anche impossibile da realizzare. Cioè è chiaro che se tu devi trasportare nelle condizioni con limitazioni di posti lo stesso numero di studenti oggi rispetto a quelli del pre-Covid, capite che o compriamo altri pullman, cosa che ovviamente mette in crisi tutto il sistema, oppure o si scaglionano gli orari di ingresso, oppure si impedisce a dei ragazzi di svolgere lezioni in classe tutti alla stessa ora e tutti nello stesso momento. Quindi c'era anche la possibilità che i ragazzi potessero essere divisi in gruppi che facessero lezione da casa e altri a scuola. Quindi devo dire che sarà un grande impegno in queste prossime settimane quello di cercare appunto di risolvere questa situazione. Del resto i nostri ragazzi, dopo aver trascorso questi mesi così all'interno delle loro famiglie, quindi da soli, c'è sicuramente questa esigenza di ritrovarsi, di riprendere lezioni insieme, quindi ci sono delle condizioni. Questa fosse anche l'occasione per modernizzare alcune attrezzature all'interno delle aule che ormai sono veramente vetuste e non sono sicuramente al passo con i tempi. Come diceva lei prima, ogni tanto bisogna prendere il bicchiere mezzo pieno. In questo contesto sono convinto che con queste risorse in più potremo veramente fare anche degli interventi nelle attrezzature che siano rispondenti a quelli che sono un po' i tempi attuali e non quelli di 20-30 anni fa. Presidente, grazie come sempre per la disponibilità e l'operatività. Se ci sono aggiornamenti, appunto ci sentiremo anche nelle prossime edizioni, speriamo davvero di no da questo punto di vista. Grazie a Roberto Padrin, Presidente della Provincia di Belluno. Grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Siamo alle battute conclusive, mi resta solo il tempo di ricordarvi che questa sera a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino ci sarà Ring con Maurizio Paniz, Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, Marco Marin, Forza Italia, Arturo Lorenzoni, candidato presidente del centro-sinistra per le regionali, il collega giornalista Marco Bonet del Corriere del Veneto, Sara Moretto, Italia dei Valori, Sergio Berlato, Fratelli d'Italia e il sindaco di Treviso in studio Mario Conte. È davvero tutto per questa prima parte di diretta, rientriamo in studio alle 17:30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.